Bentrovati ancora una volta a Sveglia Trieste, un gentile buongiorno ai nostri amici telespettatori e telespettatrici, come sempre sabato, quindi rassegna stampa e poi avremo con noi Alessio Colautti dalle 8 alle 10 per una mattinata spensierata tutti assieme. Andiamo subito a vedere la prima pagina del quotidiano Il Piccolo. Rogo nel bar, si filmavano mentre morivano. A Crans-Montana ha aperto un'inchiesta, molti dei 119 ricoverati rischiano la vita. Accordo per incentivare chi lascia gli affitti brevi. Trieste tenta una contromossa per frenare la proliferazione di alloggi turistici. Agevolazioni Sesi accettano inquilini a lunga scadenza. Agevolazioni se si accettano inquilini a lunga scadenza. Possibile maggiorare del 20% il canone concordato senza rinunciare alla cedolare secca al 10%. Canone concordato con un aumento fino al 20% a chi decide di destinare ai residenti la locazione di un immobile fino ad oggi proposto a fini turistici. È una delle novità incluse nell'accordo territoriale per i contratti di locazione a canone concordato. Un incentivo che potrebbe riportare sul mercato almeno una minima parte dei 2.300 alloggi destinati a case vacanza a Trieste. In procura 3 giovani PM, organico al completo, 2 nuovi PM già in servizio, un terzo in arrivo a giugno. La procura di Trieste sarà finalmente al completo. Prima casa in Friuli Venezia Giulia, 2.200 domande di contributo a fondo perduto per acquisto e ristrutturazione. La politica, centrodestra, l'analisi, la Premier nel 2026 con 3 spine e 3 punti fermi. La Lega però rivuole la leadership in Friuli Venezia Giulia con o senza il terzo mandato invocato da 2 parti e in particolare dal governatore Fedriga. Il business dell'ospitalità, meno incassi durante l'ormai carissima alta stagione, bene gli altri mesi. Nel 2025 record in Croazia, 110 milioni di soggiorni. L'incidente di Barcola, mio figlio guidava l'Audi, è stato buttato fuori strada. Mio figlio non è un criminale né un irresponsabile, si guidava dopo aver brindato, ma era Capodanno. Senza acquario, persi incassi per oltre 1 milione, comune danno e beffa, il comune di Trieste dalla mancata apertura dell'acquario subisce, oltre alla figuraccia, anche danni economici. Allora, il pezzo di prima pagina parla appunto delle agevolazioni per la prima casa, domande in aumento, in crescita più 7-8%, le richieste per i contributi previsti dalla Regione per l'acquisto e la ristrutturazione. L'anno scorso presentate più di 2.200 istanze, la quasi totalità proviene da chi ha scelto di comprare l'immobile. A sostenere la ripresa concorre senz'altro anche l'abbassamento dei tassi di interesse dei mutui registrato nell'ultimo biennio. Il mercato immobiliare gode di buona salute, compravendite in salita, nel 2025 incremento delle operazioni del 5%, mancano proposte per gli affitti. FIAIP, FIMA e Confedilizia prevedono per il 2026 una sostanziale tenuta. Stefano Nursi dice poca qualità, la domanda sostenuta perdurerà per il prossimo periodo, spiega il presidente della FIAIP FVG Stefano Nursi, a fronte di una qualità dello stock di immobili in vendita non adeguata alla domanda. Stabilità, nel 2025 le compravendite in regione sono aumentate del 5-6% sul 2024 con valori cresciuti del 3%, parla il responsabile della FIMA Bruno Bari. Il caso Gorizia e il Colle hanno beneficiato del traino della capitale europea della cultura, il livello dei prezzi a Gorizia resta comunque tra i più bassi d'Italia se si parla di capoluoghi. Trieste è la più cara ed è trainata sempre dagli acquisti degli stranieri. A Udine le transizioni sono stabili. Per sbloccare il settore delle locazioni è necessaria una nuova normativa capace di tutelare i proprietari. Filmavano il disastro e stavano per morire. Il bilancio è fermo oltre 40 vittime, ma tra i 119 ricoverati molti sono gravi, trasferiti diversi ustionati italiani di svizzeri al lavoro per l'identificazione. Il dramma di Crans-Montana che purtroppo ha causato tutto questo. Flashover, l'origine del rogo e cosa lo ha reso incontrollabile. All'origine della tragedia di Crans-Montana c'è un fenomeno che segna il passaggio da un incendio controllabile a uno fuori controllo, il cosiddetto flashover, che appunto ha determinato quanto
Successo, la Constellation finisce sotto accusa, le falle della sicurezza nel bar svizzero, materiali infiammabili, sovraffollamento, una sola via di fuga, il proprietario ribadisce tutto a norma. Detto questo, sarà l'inchiesta a chiarirlo. Il dramma e l'ansiosa attesa delle famiglie, dateci una mano a trovare i nostri figli. L'imprenditrice bellunese dice bruciava tutto, sono viva, ricoverata ad Arau, Alessandra Galli, Demin, è stata operata alle mani, nel locale c'erano i suoi 3 figli adolescenti usciti illesi fortunatamente dall'incendio. Mosca colpirà il 7 gennaio, nel giorno del Natale ortodosso. Secondo gli 007 ucraini, la Russia starebbe preparando una nuova provocazione. Il piano, azione da attuare nei propri territori per addossare poi la colpa a Kiev. Dopo il presunto attacco alla residenza di Vladimir Putin, di cui neppure la CIA ha trovato traccia, la Russia starebbe preparando una nuova provocazione su larga scala per il 7 gennaio per far ricadere la colpa sull'Ucraina con l'obiettivo di far fallire i negoziati immediati dagli Stati Uniti. E quanto si aspetta il servizio di intelligence estero di Kiev, secondo cui il piano di Mosca prevede un'operazione con vittime in un sito religioso ed un'altra natura simbolica in Russia o nei territori ucraini occupati dalle forze russe nel giorno del Natale ortodosso, e la diffusione da parte del Cremlino di nuove informazioni inventate e pretestuose per preparare il pubblico russo e straniero un'ulteriore escalation delle prove. Questo quanto riferisce evidentemente il servizio di intelligence. Mamdani revoca misure contro l'antisemitismo, la rabbia di Israele, i primi provvedimenti del nuovo sindaco di New York. Nel suo primo giorno da sindaco di New York, dopo aver giurato sul Corano, Zoran Mamdani finisce nel mirino di Israele e di parte della comunità ebraica per aver cancellato una serie di misure emanate dal suo predecessore Eric Adams contro l'antisemitismo. Tra queste anche un ordine per adottare la definizione di antisemitismo dal International Holocaust Remembrance Alliance, che equipara alcune forme di critica di Israele come l'opposizione al carattere etnicamente ebraico dello Stato all'antisemitismo. Trump all'Iran, interverremo se sparerete sui manifestanti, Teheran replica mettendo in guardia gli Stati Uniti nel non oltrepassare la linea rossa. Turismo in Croazia, il 2025 porta il record di pernottamenti, superata la soglia dei 110 milioni, ma l'impennata dei prezzi frena gli incassi estivi, entrate al top fra aprile e giugno. Zagabria rilancia l'allarme, no a tariffe esagerate, più attenzione alla qualità. Serbia, studenti ancora mobilitati e Vučić evoca elezioni entro l'anno. L'annuncio del movimento di protesta, raccolte 393.000 firme per la petizione contro la richiesta di elezioni. Il presidente sfida i contestatori, vadano a mostrare alla commissione le adesioni totalizzate. Omicidio di Aurora, indagato un 56enne, l'uomo, un peruviano, era già stato fermato per una tentata rapina compiuta la stessa notte, uscito solo dal palazzo, eseguita l'autopsia e lo strangolamento, la probabile causa di morte della 19enne. Rischiava di soffocare, bimba salvata al cinema, Foggia, decisivo l'intervento di una spettatrice. Valanghe assassine, 3 sci alpinisti morti in Piemonte Veneto, 4 diverse slavine, 3 feriti nel Cuneese. L'analisi dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia migliora la qualità dell'aria, l'ozono sorvegliato speciale. Le prime valutazioni sul monitoraggio della qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia nel 2025 indicano quello conclusosi come un anno buono per la qualità dell'aria, evidenziano il rispetto degli attuali limiti normativi per gran parte degli inquinanti normati. E quanto emerge dal report con cui l'ARPA, l'Agenzia regionale per l'ambiente, analizza gli indicatori emersi durante le attività di monitoraggio dell'aria nell'anno concluso. Referendum, Nordio tira dritto al voto dopo metà marzo. Prosegue la battaglia sulla data della tornata, protestano le opposizioni. Diverse fonti del governo indicano nel fine settimana del 22-23 marzo il più plausibile. Conte attacca, l'iniziativa di raccolta firme non è superflua, dice appunto l'ex primo ministro Conte.
Per i file rubati a Bellavia scoppia lo scontro politico, nel mirino una ex professionista che lavorava nello studio del consulente di PM e Report. La Lega parla di fuga di dati sensibili e accusa il programma. I dati, la ricchezza delle famiglie è calata del 2% rispetto al 2012. I numeri in termini reali evidenziano un distacco sempre più ampio nei confronti di paesi come Germania e Francia. La ricchezza complessiva delle famiglie italiane in termini reali è diminuita di circa il 2% rispetto al 2012, l'aumento nominale del 20,6%, poco nel confronto con il 45% della Francia e il 108% della Germania, che sono più lontane, poco anche nel confronto con il 66% della media dell'area euro. I vice Salvini e Tajani, il referendum, 3 spine per Meloni nel nuovo anno. Alto consenso, conti pubblici a posto, immagine internazionale, la Premier appare senza rivali, ma le lotte di potere in Lega e Forza Italia e la partita sulla giustizia saranno variabili insidiosi. Scrive Carlo Bertini. 3 punti fermi, alto gradimento, conti pubblici a posto e brillante immagine internazionale, un punto interrogativo il referendum di marzo sui giudici e 2 punti da decifrare, le sorti dei suoi compagni di strada, Matteo Salvini e Antonio Tajani, entrambe le prese con fronde interne foriere di guai anche per il governo. Sono queste le basi di partenza con cui Giorgia Meloni si appresta a affrontare il nuovo anno. Il primo dei nodi, analizza Bertini, è il fronte del nord. Il primo, Salvini, apparentemente saldo al suo posto, anzi rafforzato dalle ultime circostanze del destino, prima tra tutto una vittoria di dimensioni insperate in Veneto, poi l'assoluzione nel processo Open Arms, da cui è uscito a testa alta per aver difeso i confini. Infine le pensioni difese dai pericoli della navigazione parlamentare della legge di bilancio. Detto questo, ci sono gli autonomisti del Carroccio a Marchio Zaia, c'è in uscita Massimiliano Fedriga, che, come dire, ha delle posizioni diciamo più interne all'interno del partito, ma si tratta di un altro, come ben sappiamo, cavallo di razza che andrà eventualmente collocato qualora non si arrivasse al terzo mandato. E in questo senso, parlando proprio di Fedriga, andiamo a vedere le sue parole nel discorso di fine anno pronunciato sulla nostra emittente, andato in onda la sera del 31 dicembre alle 21:10. Voglio fare i migliori auguri a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia per il 2026. Quest'anno, a differenza degli altri anni, vi porto gli auguri dalla nostra montagna, da Tarvisio in questo caso, una montagna che sta vivendo in questi anni una crescita importantissima in termini di turismo e di nuove opportunità che si creano sul territorio. Gli auguri di un felice anno nuovo del presidente della regione Massimiliano Fedriga provengono dalle montagne del Friuli Venezia Giulia, a rimarcare come turismo e investimenti, lavoro e tempo libero, ma anche identità, siano priorità che questa amministrazione ha in mente di coltivare da qui a fine legislatura. La scelta di puntare a misure strutturali è stato il cardine strategico degli ultimi anni e dei mesi scorsi in particolare, con le scelte prese sul capitolo del welfare e le politiche della famiglia. Sulle misure riguardanti i sociali, in particolar modo sulla famiglia, abbiamo implementato i supporti che diamo ai nostri cittadini. Già durante gli anni pregressi avevamo inserito e abbiamo confermato anche quest'anno le misure sugli asili nido, sul trasporto pubblico per gli studenti, sulla carta famiglia, sul contributo per chi acquista libri per i propri figli che frequentano le scuole. Insomma, una serie di misure importantissime che avevano già incrementato in modo esponenziale i supporti alle famiglie. Quest'anno li abbiamo incrementati ancora di più. Quasi inevitabile il riferimento a uno dei settori più delicati e importanti, ovvero la sanità, con un numero di risorse stanziate che danno la misura dell'attenzione dedicata. Noi con le risorse che abbiamo messo in più, molte in più rispetto al centro-sinistra, potevamo ottenere tutto così com'era. Non avremmo avuto qualcuno che protestava perché riorganizzavamo il sistema, avremmo accontentato tutti, peccato però che il servizio ai cittadini sarebbe continuato a peggiorare. Bisogna avere il coraggio di fare le scelte nella sanità, avere il coraggio di riorganizzare per migliorare il servizio. E anche questo con una consapevolezza, e per questo parlo di scelte difficili, che quando si riorganizza un sistema sanitario, gli effetti si vedono nel medio-lungo periodo. Continuiamo a crescere insieme, continuiamo a cogliere queste sfide e continuiamo a vincerle.
Buon 2026 a tutti e grazie del supporto che date a Regione Friuli Venezia Giulia. Allora, è proprio sull'ipotesi terzo mandato Fedriga, questa questione che insomma va avanti nel tempo, si è espressa ieri mattina proprio qui a Sveglia Trieste, ospite del nostro Umberto Bosazzi, la senatrice del Partito Democratico Tatiana Rojc, che risentiamo. La senatrice Tatiana Rojc non è rimasta soddisfatta dagli interventi istituzionali del presidente della regione Massimiliano Fedriga, la conferenza stampa di fine anno e il discorso del 31 dicembre. Secondo l'esponente del Partito Democratico appare incomprensibile non vi sia stato accenno alcuno al ruolo del Friuli Venezia Giulia nel contesto internazionale che più ci è vicino. Pensare di non avere un ruolo di ponte non soltanto con l'Europa centrale ma anche con i Balcani, che sono in un momento estremamente delicato del proprio percorso verso appunto l'allargamento di cui tanto si parla, ma siamo ancora, ahimè, in alto mare. Questo un po' insomma mi ha sorpreso. Diciamo. Insistere poi sul terzo mandato, secondo la senatrice, sarebbe una pia illusione per più di una ragione, una più politica, l'altra dai contorni più personali, e che Rojc non lo dice ma fa capire, varrebbe anche per i sindaci e gli stessi parlamentari. È una pia illusione, è stato dichiarato più volte e da istituzioni importanti del nostro paese che insomma non ci sarà un terzo mandato. 10 anni sono importanti, sono un concentrato di lavoro che difficilmente lascia spazi o energie per dare di più. Se si vuole dare di più bisogna fare una riflessione seria soprattutto su se stessi. Infine, scontenta la senatrice l'assenza di accenni al seggio garantito per un esponente della comunità slovena. Sarebbe forse il caso in questo frangente di sederci a un tavolo tutti gli interessati, ecco, e di cercare di trovare una soluzione. Bene, proseguiamo. Case di comunità utili solo se non sottraggono servizi già esistenti. L'allarme di PD e Patto per l'Autonomia, i consiglieri regionali Russo e Massolino partono dal caso Trieste, Asuggi ribatte, nessun servizio è stato ridotto, ne lo sarà nel 2026. Il richiamo al tema del reclutamento del personale infermieristico. Andiamo a vedere il servizio del nostro Bernardo Gulotta. Torna al centro dell'attenzione il tema dei servizi di supporto alle persone affette da demenza dopo la presentazione di una nuova interrogazione in Consiglio regionale che denuncia ulteriori disservizi nei gruppi di stimolazione neurocognitiva. In regione si stima vivano circa 15.000 persone con demenza, molte delle quali a Trieste. Da oltre 20 anni in una microarea della città è attivo un servizio che rappresenta un punto di riferimento non solo per i partecipanti ma anche per le loro famiglie. Secondo quanto ricostruito nell'interrogazione presentata dai consiglieri Russo e Massolino, il servizio sarebbe stato sospeso nuovamente in alcune giornate di dicembre, il 10 e il 15, senza alcun preavviso preventivo. Le persone coinvolte si sarebbero presentate regolarmente nella sede del servizio, trovandola chiusa e restando senza supporto. Un episodio che riaccende l'attenzione sulla gestione dei servizi sociosanitari, sulle responsabilità di quanto accaduto e sulle garanzie per il futuro di un'attività considerata essenziale per molte persone fragili. Il tema di fatto è quello del personale, poco, a detta dei consiglieri, distribuito male nelle strutture di riferimento. Avevamo appunto chiesto un piano straordinario di assunzione che vada a incidere a rafforzare tutti i servizi sociosanitari di prossimità, quindi parliamo di distretti, consultori, centri di salute mentale, microaree, porterati sociali e soprattutto l'impegno a garantire che il personale necessario a far funzionare le nuove case di comunità non venga sottratto a questi presidi ma venga invece acquisito ex novo. Noi siamo interessati a capire se le case di comunità possano essere davvero un servizio di prossimità per i cittadini più fragili. Non vorremmo però, come è successo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, che si facesse il gioco delle tre carte, che il personale che oggi è già sul territorio, lavora molto bene nelle microaree, sui territori più disagiati, venga sostanzialmente spostato da un giorno all'altro, creando quei disservizi che ad esempio hanno portato delle persone a presentarsi a degli sportelli di servizi importanti
e non trovare nessuno perché nel frattempo il personale era stato spostato. Allora, ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste per le ultime su traffico e viabilità. In collegamento c'è Fabrizio Morello, agente scelto della Polizia Locale, a cui do il buongiorno. Buongiorno, buon anno a voi studio e a tutti i telespettatori. Allora, inizio dicendo che è stata una notte, relativamente tranquilla, abbiamo rilevato solo un incidente con un ferito lieve in via dell'Istria di fronte a Burlo. Volevo solo dire che a causa di questo incidente abbiamo rimosso 2 veicoli particolarmente incidentati, quindi eventualmente proprietari, se ci stanno ascoltando in questo momento, non si devono preoccupare, basta chiamare la nostra sala operativa e poi informeremo dove sono stati portati. 2 veicoli che sono stati colpiti a seguito dell'incidente? Esatto, erano in sosta, quindi i proprietari non sono stati avvertiti perché è successo a tarda notte. Quindi poi basta contattare la nostra sala operativa, daremo tutti i dati e le informazioni necessarie e utili per portare avanti la pratica. Oggi non abbiamo particolari eventi che possono ricadere sulla viabilità, naturalmente è un sabato festivo, ancora nel periodo festivo, quindi probabilmente ci sarà un po' di traffico in città a causa del flusso turistico. Volevo ricordare che domani c'è la corsa della Bora, che inizierà molto presto nella mattina, e ci sono delle sospensioni temporanee alla circolazione gestite dai Movieri e da noi in Viale Miramare, Strada del Friuli, località Santa Croce, a Trebicciano, a Basovizza, che andranno dalla mezzanotte fino alle 10 del mattino. Quindi questo percorso non sarà propriamente su strade pubbliche, quindi non ci saranno pochi disagi alla circolazione dei veicoli. E infine ricordo che il giorno 5 ci sarà domenica 5 la partita di calcio Triestina-Arcione Milano alle 20:30, quindi bisogna prestare attenzione a tutti i divieti di sosta temporanei messi intorno allo stadio. Ma noi per oggi non abbiamo altro da comunicare. Bene, grazie all'agente scelto Fabrizio Morello per queste informazioni del mattino. Allora, andiamo a proseguire con la nostra rassegna stampa, la politica. La Lega, confermeremo la leadership sul territorio con o senza terzo mandato, le amministrative 2027, la novità delle provinciali, la possibile ricandidatura di Fedriga. I maggiorenti del Carroccio delineano gli obiettivi in vista delle sfide dell'anno nuovo. Vania Gava, Marco Dreosto, Antonio Caligaris, Anna Cisin, Roberto Vanacci e Zaia invece chiaramente come elementi esterni e dirimenti rispetto al Friuli Venezia Giulia. Il prolungamento per il Presidente, scelta di principio legata alla libertà dei cittadini, gli obiettivi del 2026, sicurezza e lavoro, ma anche tutela degli anziani, infrastruttura e competitività. In Friuli Venezia Giulia 2500 iscritti. MPS apre il nuovo cantiere, assemblea per il board che governerà la finanza, convocata il 4 febbraio, l'assise per le modifiche allo statuto con la lista del CDA uscente, da Delfin no comment sulle indiscrezioni circa la possibile cessione della propria quota. Le novità votate alla vigilia di Natale prevedono la facoltà degli uscenti di presentare i propri candidati. H-Farm apre un nuovo ciclo, focus su alta informazione e tech, con i piani di Donadon e Brogian, dopo il bilancio chiuso con 34 milioni di utile grazie all'operazione Nord Anglia. Dalla cessione delle scuole internazionali una plusvalenza pari a 43 milioni, andamento gestionale in chiaroscuro, il margine operativo resta negativo. E siamo alle pagine triestine. Procura 2 nuovi pubblici ministeri al completo entro 6 mesi, ma uffici scoperti al 50%. 12 inquirenti come da pianta organica, l'ultimo magistrato arriverà a giugno, la procuratrice Castaldini, giusto mix tra colleghi esperti e giovani entusiasti. C'è il rischio però di lavorare tanto e produrre poco perché mancano gli amministrativi, dice ancora la procuratrice. Truncellito a Udine, il presidente della sezione penale, giudice 62 anni originario di Matera, lascerà Trieste per insediarsi a Udine nel ruolo di presidente, prendere il posto di Paolo Cordero. Nuovi giudici negli ultimi mesi il Tribunale di Trieste
ha visto l'ingresso di nuovi giudici sia nella sezione civile che penale. Ad Aremanforte dapprima sono arrivate Teodora Godini, Francesca Ballore e Marco Brandolin. Nella penale hanno preso servizio Cristina Arban e Fabrizia De Vincenzi, mentre il giudice Francesco Antoni in estate è passato dal dibattimento alla sezione GIP, di cui è diventato presidente. L'evaso catturato in Polonia, chiesta l'estradizione di Khan, il detenuto scappato dal Coroneo, quindi proseguono le procedure. Bottigliate lanciate sull'ambulanza, era in corso una rissa tra ubriachi, la notizia data da Tele4 ieri che per prima ha corretto il tiro rispetto a una notizia che veniva data come un gesto volontario nel corso dell'ambulanza, mentre poi in realtà si trattava di una vera e propria rissa innescatasi nonostante la presenza delle forze dell'ordine in una notte di Capodanno dai due volti. Sentiamo quali. Un'oasi di pace e divertimento in Piazza dell'Unità, il Far West, con tanto di bottigliate e frammenti di vetro tra i passanti in largo barriera. Sono i due volti della notte di San Silvestro a Trieste. Nel salotto buono della città, 80 fra poliziotti, carabinieri e steward hanno garantito il perfetto svolgimento della serata, tra canti, balli e fuochi d'artificio, con buona pace dei droni. I botti costano un quinto e divertono di più. Botti di ben altro tipo in largo barriera, dove purtroppo centinaia di persone hanno assistito all'incidente che ha visto coinvolte un'ambulanza e un'auto poco dopo mezzanotte e mezza davanti al mercato coperto. Il mezzo di soccorso è cappottato a seguito del forte impatto con la vettura tra via Carducci e Passo Goldoni, travolgendo anche un palo della segnaletica stradale. I sanitari del 118 stavano trasportando un uomo infortunato. Tutti e tre i professionisti e il paziente sono rimasti feriti in modo fortunatamente non grave. Con i soccorritori ancora in piena azione e la più totale incuranza delle forze dell'ordine e dei pompieri presenti sul posto, ecco scoppiare una rissa a colpi di bottigliate di vetro a qualche metro di distanza. Protagonisti un gruppo di centroamericani. Diversi frammenti di vetro sono finiti verso il teatro dell'incidente, investendo uno dei soccorritori, altri in direzione dei tanti passanti fermatisi a guardare lo schianto in una via Carducci completamente bloccata e illuminata da decine di luci d'emergenza. La lite è andata avanti a colpi di fondi di birre da mezzo litro e insulti in spagnolo, pare la variante colombiana, mentre decine di passanti sono scappati nelle vie laterali per paura di essere feriti. Tra questi non solo triestini ma anche molti turisti, soprattutto austriaci, che avevano parcheggiato il proprio veicolo al multipiano adiacente l'ospedale Maggiore per scendere verso il centro. Dai sorrisi e i brindisi in piazza si è passati allo spavento in quella che è e resta anche nel 2026 la zona più pericolosa di Trieste. Bene, poi purtroppo è stato nella notte di Capodanno si è dovuto segnalare anche il brutto incidente a Barcola che rientra però nell'ambito di quelle situazioni in cui tutto sommato, al di là dei danni, è andata bene, perché in un primo momento si pensava a diverse persone decedute, invece ce l'hanno fatta tutti. Grave schianto in viale Miramare nella notte di Capodanno poco dopo l'una. Tragedia sfiorata per 4 giovani a bordo di un Audi A6 berlina che, uscita di strada, si è schiantata contro un palo e poi sul muro a fianco del circolo marina mercantile Nazario Sauro, ruotando su se stessa prima di finire la corsa. Sul posto immediato l'intervento di 3 ambulanze, l'automedica del 118, i vigili del fuoco, una pattuglia della Guardia di Finanza che era in transito e ha gestito la viabilità, i carabinieri, la polizia locale e la polizia stradale. I 4 sono rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo, privi di sensi, il veicolo completamente distrutto, ma il bilancio finale ha dell'incredibile. Nessuno dei 4 si trova in pericolo di vita. Frattura ad un braccio e contusioni per il conducente, mentre il passeggero anteriore ha la mandibola rotta probabilmente a causa dell'impatto con l'airbag, oltre a piccoli traumi ed escoriazioni. Solo qualche botta per i 2 seduti dietro, rimasti praticamente quasi illesi. Secondo le prime ricostruzioni, il 18enne alla guida, trovato in condizioni di pesante alterazione alcolica, insieme agli altri 3 amici di appena 17 anni, proveniva da Barcola e procedeva a velocità sostenuta in direzione Trieste, perdendo poi il controllo del mezzo sulla curva poco prima del ristorante Tre Merli.
Un'ombra inquietante aggiunta alla dura nottata è un tirapugni ritrovato dai carabinieri dentro il bagagliaio, dettaglio sul quale le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti. Ora poi il piccolo ha intervistato il padre della ragazza alla guida dell'Audi, rispondendo anche alle critiche: poteva guidare quell'auto, mio figlio buttato fuori strada, mio figlio non è un criminale, non è un irresponsabile, sì è vero si è messo la guida dopo aver brindato, ma era Capodanno, era andato a una festa in una villa a Barcola, comunque era lucide, forse era alterato e questo non si fa perché è pericoloso bere quando si deve guidare, la legge è chiara, ma il motivo per cui si è schiantato è che l'amico seduto al suo fianco gli ha messo la mano sul volante, glielo ha tirato e mio figlio ha perso il controllo, c'è un video e di conseguenza insomma questo video verrà analizzato da chi di dovere. Purtroppo è successo ancora un altro inconveniente, un altro fatto che anche in questo caso poteva determinare conseguenze ben più gravi nella notte di Capodanno, ovvero un razzo è finito in un poggiolo di via Costalunga a Trieste, periferia est della città, ed ha incendiato il poggiolo. Stando alla padrona di casa, che ieri abbiamo sentito con la nostra Esmeralda Dall'Alonga, è andata tutto sommato bene perché l'incendio avrebbe potuto estendersi in pochi minuti all'intera abitazione. Sentiamo. Siamo usciti per vedere i fuochi d'artificio in Piazza Unità e intorno alla 00:40 mi hanno contattata dei vicini di casa per avvisarmi che l'appartamento stava andando a fuoco. La paura è stata tanta per me, per mia figlia, la paura che c'era la gatta in casa, quindi non sapevamo se la trovavamo viva o cosa. Un capodanno da incubo per la 52enne triestina Paola e la figlia di 16 anni, residenti in via Costalunga al civico 3/1. Un grosso petardo o forse un razzo sparato dal basso è entrato nell'angolo sinistro del poggiolo dell'appartamento al secondo piano, scatenando un grave incendio. A dare l'allarme alla donna è stata Carmen, la vicina della porta accanto, allertata a sua volta da altri residenti. È arrivata una telefonata della mia vicina che mi chiedeva se avessi il numero del cellulare della nostra vicina del piano di sotto. Io, avendo anche un rapporto di amicizia, ho detto di sì, ho chiesto cosa succedeva e mi dice: guarda, sta andando a fuoco tutto il pergolo, ci sono fiamme di 2 metri, chiamala subito. Io ho chiamato. Al rientro a casa della donna, i vigili del fuoco avevano già concluso l'operazione di spegnimento e di messa in sicurezza, facendo evacuare l'intero stabile mentre il calore aveva già deformato i serramenti e fatto quasi esplodere i vetri delle finestre. Per fortuna i vetri delle finestre non sono scoppiati perché sennò non esisteva più l'appartamento. Le fiamme alte oltre 4 metri hanno avvolto la facciata, investendo anche il terrazzo dell'appartamento sovrastante, esattamente sopra a quello di Paola. Ho visto il fumo praticamente dal terrazzo, mi sono affacciato, ho visto le fiamme che mi sono venute quasi in faccia, dopo sono corso giù, ho preso un estintore e praticamente ho cercato di spruzzare, dopo è arrivato un altro ragazzo che non conosco che si è messo su una camionetta a spruzzare le fiamme. 5 minuti e l'incendio sarebbe divampato in casa, racconta Paola. Ma adesso ci saranno dei mesi di disagi tra la pulizia interna e esterna, la rimozione di tutti i pezzi della terrazza che è sciolta completamente. Dopo un primo sopralluogo da parte dell'Ater nella giornata di ieri, il poggiolo, ridotto a un cumulo di polvere nera e detriti, viene dichiarato inaccessibile, mentre cucina e soggiorno restano interdetti. Fuliggine e micropolveri anche nel resto dell'appartamento, al momento privo di gas e riscaldamento. Si attende il 6 gennaio per la prova di carico del terrazzo a rischio crollo, anche per quanto riguarda l'appartamento sovrastante. Bene, allora ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco con altri servizi, la rassegna stampa, poi dalle 8 Alessio Colautti con noi. Bentrovati in onda ancora con Sveglia a Trieste, proseguiamo con la rassegna stampa. Incidenti e ripristino stradale, Acegas vince ricorso al TAR, il contenzioso sull'appalto con un valore stimato di circa 1,2 milioni di euro, l'affidamento da parte di Acegas del servizio di pronto intervento, ripristino della sicurezza stradale dopo gli incidenti e reintegro delle matrici ambientali delle strade dei comuni Trieste e Padova fino al 31 dicembre 2028 è finito in tribunale a proporre ricorso al TAR
contro Acegas è stata la Zini Elio SRL di Imola, giunta seconda nella graduatoria, vinta però appunto il ricorso poi da parte di Acegas. Cedimento di via San Lazzaro, buca chiusa con un asse, la copertura provvisoria è posizionata dagli operai del comune, la fessura della canaletta di scolo aveva già provocato problemi. Spese dei tornei gonfiate per ottenere rimborsi, dirigente condannato, il presidente dell'ASI FVG dovrà versare 17.000 euro alla regione come risarcimento. L'ente si è costituito parte civile nel processo. Oggi ne parleremo nel telegiornale, il baratto di giocattoli del Movimento 5 Stelle, torna a Giocattoli in Movimento, l'iniziativa del Movimento 5 Stelle per raccogliere libri e giocattoli da donare ai bambini in difficoltà. Gli attivisti saranno oggi in Largo Barriera alle 11 e alle 15. Genitori e bambini possono portare ai gazebo i giocattoli che non vengono più utilizzati, che sarebbero destinati alla cantina o alla discarica, e in cambio potranno scegliere un gioco o un libro nuovo. C'è il canone concordato fino al 20% in più per chi lascia gli affitti brevi a fini turistici e l'incentivo recepito dal Comune che può riportare sul mercato 2.300 alloggi senza rinunciare alla cedolare secca al 10%, una proposta anche per, diciamo così, venire incontro a una situazione che sta creando chiaramente delle storture e sta limitando anche il mercato degli affitti per i residenti. Le strutture interessate al provvedimento: 156 affittacamere, 126 bed and breakfast non imprenditoriali, 3 imprenditoriali, 739 unità abitative ammobiliate a uso turistico, 687 unità abitative ammobiliate a uso turistico imprenditoriale, 594 locazioni per finalità turistiche. Case vacanze, chiavi agli ospiti, rimozione delle key box abusive, il regolamento di polizia urbana e la decisione del Consiglio di Stato. Entro fine mese l'Aula del Consiglio Comunale sarà chiamata ad approvare le modifiche al regolamento di polizia urbana che includono anche la questione legata alle key box, ovvero le scatolette contenenti le chiavi d'ingresso delle case vacanza disseminate ovunque in città, su quelle sistemate all'ingresso dei condomini e delle abitazioni private. Il Comune non può intervenire, la questione cambia però nel caso siano appese, come spesso accade, a dei beni pubblici, pali a bordo carreggiata, dell'illuminazione sulle inferriate che ad esempio delimitano le aree verdi sui parapetti. L'obiettivo del Comune nelle modifiche al regolamento è quello di dotarsi di uno strumento normativo che consenta non solo di poter sanzionare chi sistema quegli oggetti sui beni pubblici, ma di poterli anche rimuovere, forte ora anche della decisione del Consiglio di Stato. Ritardi dell'acquario nelle casse comunali, oltre 1 milione di mancati incassi. Il meccanismo dell'impianto precedente, in precedenza l'acquario funzionava in maniera diversa, con un potente sistema di pompaggio l'acqua necessaria veniva pescata dal mare, spinta in una grande vasca di decantazione, dalla quale per caduta veniva erogata nelle diverse vasche del piano terra, mentre a quello superiore c'è il rettilario. Pur mancato di un adeguato filtraggio attraverso una sostituzione continua di acqua, il sistema era efficiente. La struttura, riprogettata con vasche più moderne e di dimensioni diverse, ora però ha bisogno di un meccanismo differente. Il direttore generale Lorenzut assicura situazione sotto controllo, lavori solo dopo la mediazione o l'accertamento della responsabilità. Oggi i visitatori potrebbero superare i 100.000 all'anno, il danno per la città è anche di immagine. Il progetto per sistemare l'impianto sarà quello degli ingegneri di Genova. Teatro Romano, scusate, avanti i lavori per scoprire i pezzi nascosti, un cantiere in pieno centro davanti alla questura a fianco di Parc San Giusto. Stanno prendendo forma gli scavi per allargare il Teatro Romano e creare domani un ingresso per visite guidate all'interno, ma prima ci sono le indagini archeologiche di un sito molto richiesto dai turisti. Le vendite private per gli abitué scattano da oggi i saldi invernali, l'ulteriore ponte con l'Epifania porta nei negozi di abbigliamento molti turisti, specie sloveni e croati. I saldi invernali iniziano oggi, come del resto del Friuli Venezia Giulia, anche a Trieste, e ovviamente con tutta una serie di cautele. Detto questo, è anche un modo per approfittare da parte dei commercianti triestini della presenza importante ancora di turisti che in molti saranno a Trieste sino all'Epifania. Ne abbiamo parlato ieri facendo il bilancio post Capodanno.
con il numero 1 locale di Federalberghi, Maurizio Giudici, con cui appunto abbiamo dialogato sulla questione turistica. Mentre in fase di smontaggio il palco dello spettacolo di Capodanno, con gli operai al lavoro per portare via tutte le attrezzature, non se ne vanno invece i turisti da Trieste, perché sono previste presenze importanti sino alla Befana. Possiamo tranquillamente dire turisti fino alla Befana. Oggi registriamo ancora punte importanti, quasi al 90% di saturazione. Con domani, con la giornata del 3, incomincia il fisiologico calo, ma registriamo tranquillamente ancora un 80-85%, che sono numeri importantissimi e ogni anno in crescita. Arriveremo verso la Befana sul 70-75% di saturazione della città in termini alberghieri, che sono numeri assolutamente ottimali, a cui poi si associa, l'abbiamo visto in questi giorni, un turismo pendolare molto importante che rende la città sicuramente attrattiva e pullula di persone fra ristoranti, locali e negozi, quindi veramente un fine anno e un inizio anno interessantissimo. Quanto al futuro del comparto turistico a Trieste, il numero 1 locale di Federalberghi chiede però una strategia più puntuale per quanto riguarda il settore per il 2026, con una serie di iniziative mirate. Abbiamo dei numeri molto importanti, chiuderemo l'anno con 1.600.000 presenze, che è un dato rilevante. Aspettiamo la certificazione verso il fine gennaio, ma ormai questi sono i numeri. Oggi serve fare il sistema. I numeri, non sempre i numeri elevati sono, come dire, sintomo di positività se poi non vengono strutturati, costruiti e fatti fruttare. Trieste è un salotto a cielo aperto, come abbiamo detto più volte. Oggi c'è la necessità di fare sistema, c'è la necessità di introdurre un coordinamento più strutturato del complesso sistema turistico, e c'è bisogno di avere un occhio a lunga data, almeno con un programma a 3-5 anni data, per avere una crescita strutturata della città in termini turistici. Bene, proseguiamo. Dragaggio del canale, intervento prorogato fino a metà maggio. La Capitaneria di Porto ha accolto l'istanza presentata dall'impresa Taverna SRL, che sta eseguendo i lavori legati al banchinamento. Un intervento fondamentale anche in prospettiva dei nuovi terminal che verranno collocati in quella zona. Trieste amante dei motori, fra il sogno di un museo e l'esenzione del bollo solo per le auto storiche. I bolidi di un tempo catturano molti turisti e scomodano la Marcord. Le differenze con quelle d'epoca riguardano la circolazione e il fisco, insomma un approfondimento legato tutto alle auto d'epoca. D'epoca o non d'epoca, le autovetture e gli automobilisti non dovranno più pagare la vignetta per recarsi dalla parte, diciamo così, costiera della Slovenia, attraversando quella che era autostrada e ora diventa una strada a scorrimento veloce a tutti gli effetti, perché non ha più la necessità del bollino autostradale. Occhio, per chi non è avvezzo al sistema, che ovviamente sì, da Trieste a Capodistria sino a Isola si va gratis lungo quella che era l'autostrada, ma per andare a Lubiana si paga la vignetta esattamente come prima. Ho comprato la vignetta al bagno in Croazia che avevo da andare. Presto a barco là in Pinieta, se il fila al confine mi messe che aspettare. Ho comprato la vignetta, 30 e più euro buttati in tel mar. E la fine di un'era, quella tratteggiata nell'ormai lontano 2008 dal gruppo triestino dei Sardoni Barcolani Vivi. Basta Scondariole, le strade secondarie utilizzate da triestini e turisti per raggiungere Capodistria e la costa istriana senza dover pagare l'odiosa vignetta. Era stato scomodato addirittura il Trattato di Osimo più volte per contestare l'obbligatorietà del bollino della DARS. Ora, proprio dal 1° di gennaio dell'anno nuovo, non serve più il pedaggio, adesivo o informatico che fosse, per spostarsi sulla superstrada Scoffie-Capodistria. Un provvedimento storico che ha riclassificato la superstrada come strada a scorrimento veloce. Per dirla tutta, l'estensione arriva sino al termine del percorso a 4 corsie, ricomprendendo la galleria sino a Isola.
Il provvedimento in realtà non nasce solo dal pressing italiano, ma sulla base dei disagi causati al traffico sulla viabilità locale, quindi il forte afflusso sulla piccola viabilità esterna, vedi anche i confini secondari, ma anche grazie a un'iniziativa politica della deputata socialdemocratica Meira Ott e dal deputato al seggio riservato alla comunità nazionale italiana Felice Zizza, con una petizione firmata da 8.000 persone. Occhio però, per i meno avvezzi, per entrare sull'autostrada sul Carso, in direzione Lubiana, la vignetta resta tale e quale. Allora, sulle pagine della cultura ci soffermiamo un attimo perché c'è questo interessante rimando a un libro di Patti Smith che cita Trieste, la grande rocker, la risiera e i gabbiani nella Trieste triste sognata da Patti Smith. I gabbiani di Trieste planono, sono solitari, provocatori ma mai abbastanza vicini da placare il desiderio di sfiorare i bordi delle loro ali caste. Quanto l'ho sognata questa città, Trieste, mia città triste. Un ricordo indelebile del suo passaggio nel capoluogo giuliano è fissato nelle pagine del nuovo memoir di Patti Smith, Il pane degli angeli, nuovo libro appunto della rocker che insomma dedica con affetto anche alcune righe a Trieste. Andiamo ancora avanti per arrivare anche alle pagine le altre pagine culturali che ci propongono questioni legate al cinema ma anche a musica e stelle nella rassegna Una luce sempre accesa in Porto Vecchio nei prossimi giorni. Ma dobbiamo ricordare, e lo faremo tra poco anche con Alessio Colautti che sarà il nostro ospite alle ore 8, uno spettacolo molto importante, quello di lunedì al Teatro Miela, 18:30, un gran varietà dedicato interamente agli alluvionati delle zone di Brazzano e Versa, per cui verranno destinati i ricavi dello spettacolo e quanto appunto sarà raccolto. Un'iniziativa nata da Alessio Colautti, dagli artisti triestini, sostenuta, devo dire, anche da Tele4. L'appuntamento è per lunedì 5 gennaio al Teatro Miela con inizio alle ore 18:30. Gran varietà, Demoghe una man è il titolo dello spettacolo fortemente voluto da Alessio Colautti, il quale ha chiamato a raccolta un po' di gente con lo scopo di divertire il pubblico ma anche e soprattutto di raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dall'ondata di maltempo abbattutasi sull'Isontino a metà novembre. Lo spettacolo vedrà in scena nomi noti apprezzati dal pubblico triestino. Il Circolo Amici del Dialetto Triestino anche che collabora e dico alcuni nomi. Vai. Penso Marzia Postogna, Michela Vitali, Andrea Vinetti, Livio Soldini, Paolo Dalfovo, Sabrina Censchi-Goiac e al pianoforte mi piace perché ha immediatamente detto di sì il maestro Marco Ballaben, che si degradisca, quindi la roba l'ha toccata proprio de vicini, no? La struttura di Gran varietà Demoghe una man è tutta nel titolo, che fra l'altro ricorda quello di un appuntamento radiofonico che per anni ha allietato gli italiani. Sarà proprio un Gran varietà dove operetta, canzone popolare, di Piaf, una Maldobria, alcuni testi per ricordare Liliana Bambošek. Sì, l'armonia si dedica a questo ed è una cosa che ne fa tanto piacere. I biglietti si possono acquistare in questi giorni alla biglietteria del Teatro Miela dalle 17 alle 19 oppure lo stesso lunedì dalle 17:30. Ma anche dal sito del teatro. Non esiste scusante di chi magari dice siccome c'è un ponte, se lunedì sono via a sciare, se puoi sempre comunque comprare il biglietto per contribuire alla causa, certo, anche non partecipando, ecco, quindi è un segno tangibile. Oppure regalare un biglietto a chi siete qua. Esatto. Allora, c'è anche lo sport, mi scuso per la gaffe di ieri del telegiornale, la partita della Pallacanestro Trieste ovviamente è domenica alle ore 17, in quel di Trento. In casa Pallacanestro Trieste il sospiro di sollievo è quasi palpabile, attraversa l'intero ambiente dai corridoi della società fino ai tifosi più in ansia per le condizioni di Colby Ross, scrive Lorenzo Gatto. Il comunicato stampa ufficiale ha finalmente diradato le nubi nere che si erano addensate dopo l'infortunio. L'ipotesi di un lungo
lungo stop è stata scongiurata dalla diagnosi dello staff medico che ha delineato lo scenario migliore a fronte dell'iperestensione del ginocchio subita dal play statunitense, che dovrà restare ai box qualche settimana. Questa insomma è quello che si estrapola da un comunicato, a dir la verità, un po' criptica. C'è da dire però che mancherà anche Sissoko, ovviamente ancora con una pallacanestro Trieste priva del proprio centro, del proprio totem e punto di riferimento in area. Trento è reduce dal passo falso interno contro Udine, non può permettersi ulteriori distrazioni se vuole mantenere il passo delle grandi. Per i padroni di casa la sfida con Trieste rappresenta l'occasione immediata per riscattarsi e rincorrere le Final 8, obiettivo che ovviamente è anche nel mirino della pallacanestro Trieste. Intanto Trapani chiede rinvio del match con Bologna, verranno presumibilmente comminate multe e ulteriori punti di penalizzazioni e insomma ci si avvia verso una situazione in cui è molto probabile che Trapani possa a breve anche come dire, sfiorare l'ipotesi dell'esclusione del campionato, quindi come dire, potrebbe determinarsi una situazione molto diversa, ma per questo bisogna ancora capire effettivamente se andrà a finire così. Rientrati nel gruppo, la Triestina riaccoglie Tonetto e Silvestri dopo gli infortuni, problemi fisici per Vicario, sarà assente lunedì contro l'Alcione. La Propatia va a Vercelli, Cittadella arriva alla Virtus, Pergolettese a Meda. Le ansie di mercato che portano ansia, la speranza è che almeno fino a lunedì non ci siano partenze, anche se la sensazione è che quella con l'Alcione potrebbe essere l'ultima gara con i colori della Bardatti di alcuni. C'è molto mercato per diversi giocatori, il trend delle società sembra chiaro, se per i giocatori che hanno un certo valore ci saranno offerte che permettono di non perderli a zero a giugno, le valigie saranno inevitabili, soprattutto se hanno ingaggi pesanti. Gli ultimi rumors dicono di una Salernitana particolarmente calda per Gunduz e Cernigoj, mentre Ionizza fa gola a Brescia e Arezzo. Questo però, lo diciamo in maniera abbastanza chiara e netta, significherebbe alzare bandiera bianca, perché è assolutamente ovvio che se ti privi dei tuoi giocatori più importanti in una squadra che ovviamente poi non ha sostituti a quell'altezza, è evidente che hai deciso che si tirano i remi in barca e che si pensa all'aspetto, diciamo così, di conservazione delle economie e non a una salvezza che, per quanto mission impossible come l'abbiamo definita, è ancora matematicamente possibile. La Triestina ad ogni modo gioca lunedì alle 20:30 allo stadio Rocco e vedremo come andrà. Intanto da Dorante a Badiunez i giovani Rosso Labardati fanno i big lontano da Trieste. Purtroppo è un qualcosa che abbiamo vissuto ripetutamente nelle ultime stagioni, in cui come dire, quando prendono altre strade i giovani triestini o cresciuti nella Triestina poi fanno risultati importanti. Corsa della Bora, l'invasione dei 3.000 sul Carso, al via dalla mezzanotte di oggi il maxi evento organizzato dalla Sentiero 1 con 8 percorsi ad anello dai 4 ai 105 chilometri. L'attesa sta per terminare e 3.000 tra atlete e atleti, numero massimo di iscritti raggiunto senza alcun patema dal comitato organizzatore, sono pronti a sfidarsi nelle gare di uno degli eventi trail running invernale più celebri d'Europa. Stiamo parlando della Corsa della Bora, organizzata da Sentiero 1, saranno complessivamente 8 le gare, a cui si aggiungeranno gli appuntamenti di contorno più goliardici, dove saranno impegnati specialisti appassionati provenienti da oltre 40 paesi. Percorsi che riguardano la Ultra, con maxi percorso da 105 km al via la mezzanotte di oggi, la Explorer di 84, la Transcart Ultra di 58, il Borderless Trail di 34 km, l'Half Trail di 21, il Karst Trail di 15 e il Family Hike and Trail di 14 km. Poi c'è anche la cosiddetta Borin di 4 km che si svolge alle 9:45 per impolpare anche un po', diciamo così, l'arrivo
con il colore dei diciamo così, dilettanti che si sfidano in questo contesto. Nel segno di Leao il Milan ritrova il portoghese che firma la vittoria a Cagliari, i rossoneri fino a domani sera in testa alla classifica grazie all'1-0 in trasferta, in pieno stile cortomuso del allenatore Allegri. Ormai è countdown olimpico, a Kranjska Gora ecco 2 giorni dedicati allo slalom anche in prospettiva di Milano-Cortina. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità. Ci troviamo tra poco assieme all'amico, attore, cantante, direttore d'orchestra e molto più, Alessio Colautti, che sarà con noi per un paio d'ore. Eccoci in onda a Sveglia Trieste con Alessio Colautti che torna a farci visita il sabato mattina. È sempre un grande piacere essere con lui per questa parte più divertente in cui insomma ci divertiamo anche noi, possiamo dirlo? Sì, dai. Sì, se Dio, buongiorno a tutti, se la fossi dalle 6 alle 8 dopo pranzo fossimo tutti più contenti, però la dalle 8 alle 10, ma anche quello è il bello, no? Sì, se sta all'università sono ancora un attimino... Sì, per non sbagliare vado a dormire della sera prima, perché sono tranquillo e vengo via direttamente. Te la fa lunga, diciamo. Sì, ma te sai che questa, il nostro Kaiser, Franz Josef, lui riceveva dalla mattina alle 5:30 già, Ah. Sì. E te dovevi andare, insomma, del Kaiser non ti potevi andare col pigiama di tennis, insomma, bisogna andare vestiti in Kranzparade, col frac e tutto. E cioè i matti che doveva andare alla Hofburg a essere ricevuti, andava prima al Sacher a fare notolada, e dopo pian pianino si calava. E questa è stata la fortuna della Anna Sacher, perché la matta diceva, beh, insomma, intanto venite me, dopo dormì un'oretta e dopo del Kaiser. Molto bene, molto bene. Alessio, chiariamo subito a chi ci segue, insomma, gli appuntamenti? Sì, come no. Domani sei in versione... Domani 16:30 con un fisarmonicista vero, non un dilettante come me, con Alexander Ipavez, il grande maestro Alexander Ipavez. Trieste mia, Bonn 2026, uno spettacolo che è già il secondo anno che proponiamo fuori abbonamento all'Armonia, ore 16:30, teatrino Franco e Franca Basaglia dentro l'ex manicomio. Col bus dedicato. Solo l'ex manicomio poteva ciormermi perché sennò con il bus numero 12 dedicato. Che fa Piazzale Gioberti su e dopo torna anche in zoo. È il sogno di ogni autista, pilotare quella linea impervia. e dopodiché biglietti alla cassa, anche se no oggi è il ticket point, e dopo invece lunedì 5, ore 18:30, Teatro Miela, gran varietà, Demoghe una man. Demoghe una man alle popolazioni alluvionate, quindi la zona. Tra l'altro devo subito scusarmi, perché come andai in giro degli inviti con la locandina che ho fatto, intanto bisiaccheria si scrive con una C, non con due. Mi pensavo che facessi più fin, mettere due, invece no. E poi mi ha fatto notare che una delle due frazioni alluvionate è nel Cormonese, quindi non c'è già bisiaccheria. Sì. Che devi capire i miei amici di là che per me, oltre i lupi di Duin, se nebbia fitta, se tutto un zuff. Non... Avevamo qualche difficoltà a spingersi. Ma poi il fine giustifica i mezzi, noi interessa dove che sia che l'importante è il MUF. Esatto, sempre il MUF, sempre. E quindi faremo... E quindi bene così. Con collaborazione dell'Armonia, Circolo Amici del Dialetto Triestino, Cooperativa Bonaventura che ne è dal teatro, e avremo Marzia Postogna, Michela Vitali, Sabrina Censchi-Goiac, Andrea Binetti, Paolo Dalfovo, il sottoscritto, Livio Soldini, al pianoforte il maestro Marco Balaben, quindi andremo dalle Maldobrie all'operetta, alla canzone popolare, insomma non mancherà attività. Non mancherà nulla. Biglietti qua reperibili anche sul sito di Viva Ticket. Quindi insomma se può trovarli anche cioè online. Che fighi che sono. Online. Bon, e scaldiamo la voce? Come scaldiamo la voce? No, prima volevamo dirsi due robe su come che andrà l'ultimo, qualcosa. Dovevamo dirsi dell'ultimo? No, siccome tanti...
Com'è? Te Gomagna Gomagna deliziosamente bene. Gomagna ben sia l'ultimo che il primo. L'ultimo solo pesce. Ecco. E Gomagna un risotto con i scampi alla busera nel suo guazzetto che era bevendo Vitovska, quindi insomma non mi è andata malaccio. E dopo anche il primo, Gomagna invece è roba più de terra, perché erimo nella zona di Cividale, con una sima colossale. Ma Cividale è fredda, ma è un posto bellissimo del Friuli Venezia Giulia. Stupendo, poi veramente c'è un busetto e Purga una storia enorme, insomma. E poi non lo sapevamo, ma ieri Mollane il giorno in cui ha fatto la gubana più grande del mondo. E non ne ha detto niente sti fetenti. Ma ha fatto anche il frico più grande del mondo sul ponte Cividale, te sa? Sul ponte, no? Ma scusa, allora mi ero a Cividale? No, perché non mi sono accorto di niente, no? Dopo che ha messo su le bronze, perché... Il famoso ponte del diavolo. Del diavolo, sì. Ha fatto un frico che era lungo come il ponte, tanti anni ma non sto anno. No, storicamente, se le foto... ho capito. Il armado sul ponte del diavolo. Però, sti furlanicos che si inventa, cioè, che roba. Gomagna anche mi scampi crudi su risotto manadal. Sì. Che ho fatto mi. Che te se la sai gustare, visto che te ieri... Stavo malissimo, con un fondin identice, mentre Capodanno cinghiale. Te vedi, noi... giusto, avevo là. Ma sì, è povero, te lo avevi in giardino? No, lo avevo in freezer. Te lo avevi a sera. Prima o dopo sì, che bisognava farlo. Certo. Chiamateci per le vostre ricette di Capodanno. Sì, ecco, roba importante. Sì. Per domani al Teatrino Franco Franca Basaglia avevamo messo questa formula anche della dedica o della richiesta, quindi contattandomi sulle pagine Facebook o de Notte in Caffè o di Alessio Colautti o dell'Armonia, o anche qua in Nepal Telefonare, domandando qualche dedica che magari domani potremo esaudire. No? La dedica. Mi te portare una roba invece di Angelo Cecchelin. Sì. Che si intitola Buon Principio, da un libretto originale del 26. Per iniziare l'anno. Buon Principio, eseguita per la prima volta al Teatro Eden il 1 gennaio 1926. Bosazzi era già alle 4, quindi... e interrotta dalla memorabile scossa di terremoto provocando un fuggi generale. Però. E comincia così. Buon principio a tutti quanti, buon principio e andiamo avanti. Con sta vita che ogni giorno cresci anni e cala un giorno. Buon principio è questa frase, se saludi, bori e pase. Buon principio a tutti quanti, buon principio e andiamo avanti. Per me tutti quasi amici, grassi, secchi, alti e picci, donne belle e muli brutti, Cecchelin vol ben a tutti. Buon principio in molti anni, sempre in gamba, allegri e sani, con una vita meno seria e arremengo la miseria. Ai marì che auguro a tutti di non essere mai cornuti e alle mogli che auguro anche di passarla sempre franca. Alle suocere in malora che le porti via lavora e alle mule per contorno di trovar 3 sposi al giorno. Tanti auguri alla finanza che ne gaspoi abbastanza. Se altre tasse se per strada, tanti auguri alla fregata. Poi vi auguro un terno all'otto, 4, 20 e 38. Ogni giorno un pollo fritto e andar franchi con l'affitto. Tutto questo sorridente auguro ben sinceramente. E se morì, vi auguro in grande un funeral con 4 bande. Strette e basi a tutti quanti, buon principio e andiamo avanti. Bella, poi dedicata proprio all'inizio dell'anno, mi devo aspettare un terremoto qui a questo punto. Sì, se no proviamo a giocare all'otto, sì, non so, non si sa mai. Tra l'altro volevo dire che lunedì 5 al Miela sarà anche una piccola composizione stabiliana. Stabiliana, bisogna soffrire per qualcosa. Sì, stabiliana, sì, avremo insomma la presenza di Sua Eccellenza per mangiare. Cosa volevo dirti? E poi arriva la Befana. E dopo arriva la Befana, sì, quel giorno per tradizione son via, facciamo un pullman tra amici, insomma siamo 55, andiamo a fare una magnada de gallina in sugo di se stessa, fusi, tartufo, andiamo in un'azienda vicino Bui, è produttrice di vino e di olio,
ricca, Quindi Befana istriana. sempre Befana istriana, sempre. Ma sì, Befana, dopo che uno ha fatto tutte queste feste con familiari che non ha voglia di vedere e che tocca vedere, amici che la Befana si fa veramente fra amici, cantando, suonando, ballando, sì, una roba vera, insomma, anche perché dal giorno dopo si finì. Solo brodo de becchi per un mese. Solo brodo de becchi. I greci si buttano in acqua sul Mole Audace. Sì. Sì, ecco, i serbi Ganadai, i serbi invece si buttano in acqua in Ponte Rosso, tu sai che si è cambiato, si è buttato in canale. Certo, sì, che da quella zona, sì, l'Orisilà. Isolata Cai, sì, anche perché ha l'accappatoio vicino dopo. I primi in gruma la crose, i secondi una sorta di corona. Una no? corona, sì. Ecco, giusto per ripercorrere i riti delle lo ha varie... detto l'altro giorno Don Ettore, che insomma a Trieste abbiamo delle comunità estremamente radicate, sì, no? Sì. Bene, cosa cantiamo qualcosa? Sì, cantiamo. E la veccia della paltola aveva un bel galletto che col canta al verzilbecco le fa tutte innamorare, che col canta al verzilbecco, becco le fa tutte innamorare, che col canta al verzilbecco, becco le fa tutte innamorare. Amici beviamo, amici beviamo, le galline tutte mate per la perdita del gallo, le garotto il caponaro per la rabbia che le gai, le garotto rotto il caponaro, naro per la rabbia che le gai, che garotto rotto il caponaro, naro per la rabbia e che le gai. Amici beviamo, amici beviamo, la gallina con due teste, mi l'avevo vista svolazza, sopra i colli de Trieste, da lavar da sventolar, qua se magna, qua se bevi, qua se vivi in abbondanza, pasta asciutta non ne manca, e viva la Epobo, e viva la Epobo, e questo è il motto Triesti, che la va di ben, che la va di male, sempre allegri ma è passione, viva la Epobo. Avevo un porco e se crepà, oh che peccato, lo incocconavo, ma sul più bel, coi suoi prosciutti si è svolato in ciel, e viva la Epobo, se questo è il motto Triesti, che la va di ben, che la va di mai, sempre allegri mai passion, viva la Epobo. Hey! Ale, un viva la Epobo sta sempre ben per cominciare l'anno. Come il grigio, va su tutto. Va su tutto, funziona sempre. Pronto? Eccomi qua, malamente messa, ma sono ancora qua, ragazzi. La Granzetta, buongiorno, auguri. Mi dispiace che non arrivo a venire domani perché sono un po' acciaccata, ma non fa niente, guantemo duro, auguri. Ma Granzetta, te sono acciaccata perché sei sviluppo, te vedrà che sì, ti arriva le prime mestruazioni, te si assesti e tutto passa. Sei tutto pubertà. Sei la pubertà, cara, te vedrà. Sì, bravo, te hai detto giusto, sei l'ultimo scosso. Sì, un grande bacio, buon anno. Grazie altrettanto a voi e sempre avanti tutta. Sempre. Grazie alla signora Granzetta che ormai per tutti viene ribattezzata così perché sì, ma te avevo detto perché, no? Si chiama Granzetta perché siccome è dove che è la del Piranese, è una mammola, sì. E tante volte là, come in tutte le città non grandi, insomma cittadine, paesotti,
e tutti avevano il soprannome, certo. perché aveva lo stesso cognome, quindi bisognava distinguersi. E siccome dalla parte del suo papà, mi pare, aveva il locale al Granzo in piazza Venezia, e allora la Granzetta. Tra l'altro locale storico di Porca, Trieste, no? Porca, sushi, no, mi pare. Sushi. Sì, che se te fa 2 corse con la Corriere e ti dà il sconto. Fai voi pubblicità, non mi... È vero, Sì. adesso del sushi, però era un ristorante storico di Trieste, che sono in piazza Venezia, per decenni è stato un punto di riferimento del mangiar bene. Tra l'altro là vicino, andando sulle rive, proprio vis-à-vis del Salone degli Incanti, Santa Maria del Guatto, c'è un bar dove alla mattina, camminavo una mattina, e c'è ancora dei signori, diciamo con qualche primavera, che alla mattina batti carte, gioca a coteccio. Grande coteccio. E gioca ancora come che giocava mio nonno, mi ricordo. Sì, mi ricordo il coteccio d'inverno tra i pescatori nelle sedi dei circoli nautici, con fuori era bora e freddo, sarà di dentro Teran e coteccio. Battere coteccio, sì. Sì. Proprio... E vuol pur passare il tempo. Tradizione classica, anche perché insomma briscola 3-7 magari stufa e se vira sul coteccio. Sì, no, anche perché insomma, cioè, cosa brutto, fuori cosa devi fare? A maglia? No, allora no, i batti coteccio. No, ribatti le carte, giustamente come se devi fare. Allora, poi vedremo anche qualche video del nostro Alessio, che poi, insomma, oltre a questi 2 appuntamenti, poi riparte anche tutta la stagione. E l'11 ripartiamo con la stagione. Sì, siamo già avviati, sì. Siamo già pronti perché la domenica dopo c'è già notte in caffè, quindi... E che cosa fare? No, ma viva, grazie al cielo, perché tante volte per noi giullari dicembre è il mese del perché tutto deve succedere entro il 24 di dicembre. Certo. E dopo tante volte in gennaio si trova a battere coteccio, appunto, e invece bisogna... A proposito del Capodanno, eccetera, ieri parlavamo con il dottor Bosazzi, certo. Ovviamente del concerto del Capodanno, che per noi può essere solo Vienna per motivi ma è ovvio, benissimo. Con il maestro fantastico, mi viene da dire giovane innovativo. Sì, te sa, quando a Vienna al C'è una rivoluzione. Porca miseria, ma è tornato, cioè ma niente di nuovo sotto il sole mettessi come sottotitolo, perché in realtà secondo me, ovviamente, lui ha riportato molto alle origini quello che è lo spirito straussiano de Gran Fest. Ricordiamoci che queste musiche, che poi lui non ha fatto solo Strauss, ha portato anche 2 autrici donne addirittura dentro, ma Johann Strauss è nato dirigendo la sua Strauss Orchestra ai balli, dove quindi su quella musica non si sta fermi, certo. C'è una festa, non c'è musica da salotto d'ascolto, non c'è musica sinfonica, e di conseguenza vederlo andare tra il pubblico per la Radetzky March, e poi si vedeva che lui a fine di ogni brano, quando dava la chiusa, godeva con gli occhi di quel che ha sentito. Difatti l'intervista caldo in camerino dopo gli ha detto per me non è ancora finito niente perché ho ancora nelle orecchie i suoni che ho sentito. Mi ha molto piaciuto sinceramente. Una roba che noto anche è che nei Wiener Philharmoniker da qualche anno sono state ammesse anche le donne, certo. E che ne è sempre di più. E quindi insomma... una grande... Un'evoluzione molto positiva. E poi, dopo dopo che ho sentito becere polemiche sul fatto omosessuale, a me non me ne frega giusto niente. Ma stiamo scherzando, dai. Voglio dire, un grande musicista, anche perché giova ricordare che al contrario di quel che succede in altre orchestre, vedi quel che sta succedendo appunto a Venezia con l'imposizione della signora Venezzi, a Vienna se vota loro il direttore che viene, cioè se gli orchestrali che decidi chi che viene. E se i Wiener Philharmoniker, che non è proprio insomma la Filarmonica dell'Ongera, ha deciso per questo, vuol dire che ha le carte in regola. Mi non volessi essere nel direttore russo, che sarà nel 27, perché arrivare dopo una roba del genere non sarà facile. Non è facile stare al passo di questo tipo non sarà facile. Del direttore. Insomma, anche un segnale importante. Assolutamente, per anche perché tanti pensano che le musiche di Strauss sia roba parruccosa e vecchia. Basta andare ai balli in Austria, dove si trova ragazzi di 25-30 anni che balla tutta la notte Walzer di Strauss, conosci e sa quel che sta ballando.
ma i balli in Austria sono popolati da giovani, tantissimi giovani. Quindi basta vedere questo, se cose vive, tradizioni vive, non morte. Certo. Quanto costa un biglietto? Dove? A Vienna? Il problema è che in Austria non c'è il reato del bagarinaggio. Quindi cosa succede? I biglietti li compra solitamente tutti delle grandi agenzie, e dopo magari sottodata verso fine novembre, che è praticamente sottodata, e dici, beh, stabile amico, te va ben 3.000? E ti che dici, orca no, vabbè, pazienza, e arriva quel dopo che lo paga 3,5. E dopo se il capitolo là sono proprio fissato, quei che va a vedere il concerto del Capodanno alle 11 di mattina, lui in smoking e lei in abito da sera. Ma no, signori, sti giapponesi che si porta smoking, stirai, soppressai in albergo, ma no, la roba... Come se va? No, semmai si va in tight, perché il tight è da giorno, perché lo smoking solo alle 18 dopo il calar del sole, non prima, no? Molto bene. O E se le no signore? E le signore in abito da cocktail, quindi lungo, la longhette, no? Sotto il zenoccio. Molto bene. Ecco, Occhio. Laura Bucarella, che è una signora molto elegante, la potessi, o un bel taglierino, qualcosa, insomma. Molto bene. Laura, prossima inviata al festival. Sì, potessi fare un servizio, così veniamo a farvi la recensione e mi onze il biglietto. Ciao Iannacopoulos, se dica che onzi, dai. Telefoneremo, ma ecco, non credo neanche me, infatti. Va bene, cosa cantiamo? Ah no, andiamo in pubblicità ancora, andiamo DeLonghi dritti. Ma facciamo ancora una. Questa è molto, siamo in giorni di luna piena. Sì. E questa è una canzone su una melodia slovena, ma noi che abbiamo messo le parole nostre, molto corale proprio. Guarda la luna come che la cammina, guarda la luna come che la cammina, la passa in mo, la passa in mo, la passa i monti e il mare la marina. Guarda l'amore cosa mi ha fatto fare, guarda l'amore cosa mi ha fatto fare. Iero a dormir, iero a dormir, iero a dormire, mi ha fatto risvegliare. E c'è che lì cantava. Oh Dio del cielo, se fossi fatto in tocchi, vorrei cascar, vorrei cascar, vorrei cascare in una piadina de gnocchi. E dopo, nel 500, Trieste non aveva ancora fognature ben fatte, quindi si faceva a casa in un piter e si buttava... Quel famoso grido, insomma. Cade, ecco. Ma l'Austria, che è un paese... più ordinato. Ecco, si inventa il bucal, il condominiale. Quindi ogni dun svodava, e dopo era un carro che passava a ingrumare queste... In questo caso il carro gli era fatto de latta, e insomma chi che guidava sto carro faceva proprio un lavoro de latta. Che beveva, e quindi la prima curva giusta, la seconda e la terza... andava. È mezzanotte, si sente un gran sussurro. È mezzanotte, si sente un gran sussurro. È mezzanotte, si sente un gran sussurro. C'è il carro della merda che ruzza contro il muro. Porta bene. E così ci fermiamo in questa prima parte, andiamo in pubblicità, così magari qualcuno si beve il suo caffè e poi torniamo.
Bene, noi qua con Alessio Colautti parlavamo di pittura. Parlavamo di pittura, Sì, di quadri, neorealista. no, neorealista. No, parlavamo del Paez. Sì, erimo a metà tra, diciamo, la galina istriana e il cinghiale carsico, insomma, a metà tra le due. Mamma Tra l'altro chiamateci, raccontateci cosa cucinate per in prospettiva questo weekend per la Befana, patto che non arrivi Carbon, perché arriva anche il Carbon della Befana. Sì, no? Sì, può arrivare di tutto. Se mette fuori le calze, se non mette fuori le calze. Ma poi sarà freddo per la Befana, quindi sarà freddo. Se indurisci le calze, perché se iazza. Ieri sera che ho fatto una vellutata di broccoli e guanciale. Dopo che ho frullato tutto, ho messo 2 crostini dentro, così per lavarmi un poco, però è inutile mettere il guanciale se dopo sarebbe fare broccoli scetti, ma non solo. Diciamo che il guanciale non aiuta, insomma. Ma no, ma avevo là quel tocco che per le arterie, ma me guardava in frigo. Ti guardava triste il broccolo. Ma sì, il broccolo mi diceva, questo mi molli solo qua impegnata. Dammi un poco di sostanza. Chiaro, minestrina no, minestrine sarà che noi non saremo. Ma sì, dai, cosa mai? Insomma, mica seconda medica. No, anche perché, insomma. Sì? No, dico. No, mangiare così, magari proprio. Siccome la gita per la barcolana, cosa faccio? Dopo i broccoli scetti faccio il giro dei termometri, il cristero e vado a dormire. No, devo dare un fiato di sostanza. Ma ti che te sa, invece in Austria in questi giorni cosa... In Austria in questi giorni, allora intanto loro non ha l'Epifania. Però ha il Dreikönigstag. Come non ha l'Epifania? Cioè sì, l'Epifania ma non è festa nazionale. Non è più... Come che non era più da noi, si è tornato. Esatto, ma anche in Slovenia. In Slovenia ha il 1° e il 2 di gennaio festa, ma loro il lunedì torna a scuola e lavorare. Ma loro fa sta roba dei 2 giorni, sia il 1 di gennaio sia anche per la festa del lavoro. Sì, fa il 1 e il 2 di maggio. Sì, come anche il 26 di dicembre in Slovenia non si festeggia Santo Stefano, ma è il giorno dell'unità e dell'indipendenza nazionale, perché ricorda il 35 anni fa il referendum. Certo. Ma in Austria si fa il Dreikönigstag, il giorno dei 3 re. In questi giorni i fioi, ogni parrocchia fa i suoi fioi, i va a cantare i 3 re come da noi. Esatto, e andando a vedere sopra le porte, ma già a Ljubljana su in alto se vedi, sopra gli stipiti delle porte scritto CMB, che è il C più M più B, che è l'iniziale di ogni remaggio, e l'inizio della data e la fine, quindi 2026, che sta per 2026. Quindi sti giorni i re magi va a cantare per ogni casa, scancella in gesso sopra il numero 5, perché se passai nel 2025, e che canta la filastrocca e metti il numero 6. Sa che penso che non esisti più un Piccia a Trieste che sai 3 re. Penso anche me. Andremo mitie... Col piattin? Sì, mitie... De Bosazzi? No, Bosazzi tiene camelli. Mitie Paladin. Miti Paladin e Gulotta fa il custode. No, mi messo a immaginare la scena de Bosazzi col cammello. Che c'ha quella del cinema, figurati. E che fa una retrospettiva su Lores d'Arabia, sicuro. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Nadia Bellina. Buongiorno, buongiorno Nadia signora. Bellina da Opicina. Allora, a nome mio del consorzio vi faccio tanti auguri a tutti voi di Tele4, a tutti quei che c'è anche là presenti, il nostro musicista, cantante che ne canta sempre le canzoni di Trieste. Ciao, buon anno. Buongiorno signora Bellina, buongiorno. E saluti alla mamma. Vicina, E saluti alla mamma. Tante grazie, 99, quest'anno le è entrato nel centinaio. Ecco, bene, vuol dire che l'area di Occina porta bene. Tanti auguri anche a tutti i vostri ascoltatori, tanti auguri, buon anno a tutti quanti. Grazie. Grazie a Nadia Bellina. Che posso dire una roba, la mi senti signora? Certo. Volevo dirvi che fa quella roba meravigliosa, la mezzanotte del 24, anche sto anno sotto la bora, quando mette il bambinello nella mangiatoia con i canti natalizi in italiano e in sloveno, che è bellissimo, veramente
complimenti, andai avanti, non stiamo là, complimenti. Tante grazie, quest'anno stai bravissimi, anche i due cori, nonostante il freddo, perché Officina era freddo e Bora, il Log ha fatto lo stesso. Quindi benissimo, bellissima tradizione, complimenti. Bene, tante grazie e buon proseguimento. Arrivederci, Grazie. auguri, buon anno, srećno novo leto, arrivederci. Viva Officina, da cui insomma era freddo, era Bora, con mare che inverno, che porti male. La sburta, la sbatti, il naso, la impizza, la iazza, le iozze che in terra si schizza, cavare sabbioni finissima l'ora, ma questo se il colmo te la trovi in scarsela. Comare che Bora, comare che inferno, che va di malora, lavora in inverno. Comare che Bora, comare che inferno, che va di malora, lavora l'inverno. Perché non so le altre strofe, devo fermare. Ma va ben così, era Un accenno, uno spot. un accenno necessario. Parlavamo dei tre re, che anche quella, perché c'è anche un triestin arcaico, né fisse, né fasse, né fogo per scaldarsi. Cioè, no? Non certo. c'è un triestin proprio così immediato. No, è certo che vuol rivarga un attimo, no? Però se i nonni e anche i genitori non avessi la fissa di parlare in cicchera ai fioi, hai ciapato le scarpe dal carigaio, ti è caduta la flicca nel plocchio, e che parlassi come che su mare che insegna, anche i fioi capiria. La flicca. Ma sì, perché che dici certe remenade, che se robe hai ciapato le ciabatte, se quelle robe un po' che te li senti. Andiamo fuori per fuori. Sì, andiamo fuori per fuori, vieni che andiamo attorno, non mescolarti con loro, gli dici. Ma di che non state mischiare con loro, non mescolarti, non sei mica una minestra. Pronto, buongiorno. Ma dai. Pronto? Buondì, intanto buondì. Buon anno al grande Colautti e al giornalista. Buongiorno. Buongiorno. Mi sono sempre quello là della pausa Colautti. No? Ecco. Pausa Colautti. Avevamo iniziato il nuovo anno con la pausa Colautti a Veglia Trieste, ma non la deve fare a noi. Sì. La deve fare là in consiglio comunale, al municipio, deve bussare a portone. Sì, ogni seduta sulla cabinovia dovessi prevedere la pausa Colautti, no? Ma cioè, non soltanto sulla cabinovia. Tra un zigo e l'altro. Proprio quando fanno la riunione, che si svegli, freschi, perché là pensano solamente a ciapparsi per il collo. Ma se figuri, ma se il sindaco non si è mai fatto comandare da una donna, figuremo se da un fisarmonicista. Ma ormai il sindaco si è vecchio, si andava fuori da testa. No, perché vogliamo bene, dai, vai, noi vogliamo bene a tutti. Uno buono e ben fuori. Silenzieremo Panteca e attiveremo la pausa. Ma parlo amico il presidente, la sa coi fa la cabinovia ogni intervento che canto il tran de Opcina, così si contenti. Ma loro si stanno acciaffando per sta cacchio del cabinovia, no? Se la devono fare, la facessero, non rompessero, scusa il termine, le scatole, no? Bravo. O la fanno o non la fanno. Molto Adesso il sindaco ha messo 30 milioni in parte perché deve pagare i danni alle ditte e imprese che devono costruire sta cavolo di cabinovia, no? Ecco, che pensa da prendere in giro, no? Ecco, allora facessero le robe come si deve, no? Ecco. Senta, posso chiederle una cosa, ma lei la è proprio de San Giacomo, sento? Sì, ma basta che ti pieghi la cartina italiana, arrivo giusto in Puglia, arrivo. Viva la Puglia, sempre! Grande Puglia! Sempre Bravo. Viva! Ciao di nuovo! Buon anno, saluti! Bene, però potessimo fare veramente la pausa... Sì, ogni due interventi dargli una folada, così. Mi è venuto in mente il tram, perché mi è venuto in mente Bosazzi che deve sta a pie. Che perdi il tram. Solo Bosazzi in diretta, ma che poi ha fatto una scena da uno spettacolo sì, naturale, no? Ha fatto una faccia da Stanlio e Olio. Sì, Macario puro, sì. Allora guarda il servizio di Tele 4, sta a sentire, aspetta, se va.
Ci ha pensato la gente ad organizzare una festa per il ritorno del tram di Opicina. Un flash mob autoconvocatosi per definizione ha accolto la seconda corsa giunta in piazzale Monterey dopo le 9, in ritardo rispetto ai tempi previsti causa i problemi alla prima partenza ufficiale dovuti a 2 automobilisti perlomeno incauti. Del resto, per un servizio nato di sgrazia, una ripartenza caratterizzata da un inghippo sembrava segnata. Dai triestini invece, come del resto ci si poteva e si doveva aspettare, un'accoglienza all'insegna del Morbin. La carrozza che ha lasciato Piazza Dalmazia, manovratore Davide Zerial, alla volta di Opicina, quella di ritorno e le corse successive e quelle dei prossimi giorni porteranno a bordo, oltre ai passeggeri ovviamente, una serie di suggestioni, ricordi, considerazioni e suggerimenti, persino uno slogan. Io ero fiol con mia nonna, lo dopravo ma 3-4 volte forse. Era il mio primo metodo come raggiungere Opicina d'inverno, soprattutto quando lavoravo fin lassù. Siamo ovviamente tutti felicissimi che questa attività riprenda, non solo per noi ma anche per i turisti, perché io ho un'attività di bed and breakfast e i turisti hanno continuato a chiedere, soprattutto gli stranieri, per un sacco di tempo, perché non c'era questo tram, lo vedevano lì fermo. L'ultima volta che ci sono stato era, avevo 9-10 anni forse, adesso ne ho 19, quindi... Adesso che il tram è ripartito bisognerebbe fare ulteriori investimenti e lavori proprio nel potenziare la parte turistica. Secondo me rimane una validissima opzione di trasporto pubblico locale per chi ovviamente non ha fretta, però ti dà una comodità e ti garantisce un viaggio molto più bello dell'autobus. E direi che la Freccia Azzurra d'epoca finalmente ha deciso di scendere. Vedremo nei prossimi giorni in quale misura i triestini si riabitueranno al tram, se esso sarà utilizzato maggiormente in funzione turistica. Bene, e naturalmente poi, adesso il tram? Siamo di nuovo là. Qual tram? No, ma tra l'altro penso che, menzione d'onore al mulo che dici, iero fiol e lo dopravo con mia nonna. Tanta roba. No, lo voglio sindaco il matto. E Bosazzi che pare sempre che sia smontata dalla metropolitana londinese, la coppola, lui col Barbour, tranquillo, sempre, lui passa di là. Sì, col suo aplomb. Sì. Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Pronto. E siamo sempre qua. Pronto. Pronto. Siamo sempre qua. Pronto. Lavagli. Buongiorno. Buongiorno. Vedi che non ho segnali. Buongiorno, pronto. Buongiorno, Siamo pronto. Sì, pronto. Via. La vadi, la parli. Pronto, mi sentì? Pronto? Ma sì, ma cosa mi fa apposta? Pronto. Sì, pronto? Guardi, è in onda da circa un minuto. La dici sì, qualcosa pronto. oltre che pronto se la hai in repertorio? Pronti. La ne conti? Vuoi che cantiamo una insieme? Luciano Dela, che è il mio chitarrista. Ciao Ciano! Ciao, auguri a tutti da. Buon anno! Sì, è una vita che non si vedemo, come ti sta? Ma vai, se l'abbiamo visto l'altro ieri, ma gli era come il primo dell'anno con la chitarra. Sì, come sta la signora? Sono qua, come? Bravi, mi piace. Oggi per fortuna dovevo a beccarti le 4 perché non ho problemi con l'antenna. Ma logico, te sono da stare in Galauca, là non si vede niente, è normale. Sì. È normale. Vabbè, a posto allora, tutto bene, con piacere. Sì. Tanti auguri anche a casa. Sì, c'è qua la signora che senti. Bene. Ma Ciano, te canti o no? Ciano, canta qualcosa? Costo che canto, mi sono appena alzato. Con la voce come mi pare deve essere venuto fuori da una staglia. La vita del pensionato benestante, ore 8:45 appena alzato. Sì, questo te canto, la mula fasol. Sì, ecco. No, Ciano ga in repertorio una bellissima canzone, la ga inteso stanotte il demonio. Questo è...
Sì, faremo insieme un giorno, te lo darà. Sì, ecco, prossimo obiettivo è portarci in televisione. Siamo qua. Va bene, dai. Comunque saremo a conoscere anche con Marco, la salutilo pure. Bene. Va bene? Luciano, Marco, grazie. Buona giornata Luciano, saluta Clara. Grazie Luciano. Altrettanto a voi. Ciao. Grazie, Allora, ciao. per insomma, conservare anche la voce Pronto? di Alessio Colautti. Pronto? No, dico. No, volevo Beh, dirtelo. Benissimo. E te se autopresenti la Maldobria letta al miele assieme alla mitica Marzia Postogna, così femo un attimo di pausa noi, ma non fa pausa il tema triestinità Colautti in questo senso. Apertura di stagione con l'Austria era un paese ordinato, De Drio l'orchestra a fiati Città di Muggia con rigorose cartelline giallo-nere, colore asburgico, Marzia con un bellissimo Tirndl e leggemmo una delle Maldobrie più belle, il Porto dell'Amore, Carpinteri e Faraguna. Sentimo così. Bene, sentiamo, poi torniamo ovviamente in diretta, siamo qua fino alle 10, ma insomma era giusto anche dedicare una parte a una porzione, diciamo così, di montato che abbiamo nel nostro repertorio di Alessio, che è molto molto bello. Il Porto dell'Amore, dove si muovevano antico le donne, cioè il marì, sì, che navigava, i fiori di tendere a casa, poi l'orto, la campagna, che la campagna adesso sapete, non so che se sta Drio, i lavorenti non fa niente, insomma qua, là una robella entrata, dove aveva tempo di muoversi la donna? Sì, solo capitava l'occasione che il marì veniva col vapore a Fiume o a Trieste. Usava sì le mogli andare a Fiume o a Trieste. Le usava, sì, ma una volta andare a Trieste, cosa dico? Trieste, dico Fiume, era un avvenimento. Ecco, e veniva col vapore, i mariti ne approfittava di quei 2 o 3 giorni che scaricava o che era lavori a bordo, e ancora che insomma, De Venezie che batteva telegramma, sarò, stop, a Fiume, stop, mercoledì stop, giovedì stop e venerdì, e finché era all'Esti la moglie andava. Oh, mica in hotel, no, le c'aveva una camera in riva che le fittava. Era quella Pierina. Sì, Pierina Bartole che fittava, era Maria Longa che aveva anche locale, andava tutte là, cioè tutte ste istriane, ste dalmate, ste piranesi, aveva solo la bassa forza, aveva anche moglie dei comandanti. Oh, signori comandanti e capi macchinisti, andava di queste che fittava, cioè massima quarti comandanti, andava della moglie del defunto primo ufficiale Kretic, che aveva un bel quartiere a Fiume, un poco con la pensione, un poco che la fittava, cioè la sentava. Sì, era un quartiere grandioso, cioè 4 camere, camerin e cucina, camerini era proprio camerin scuro, ma pensai che più di una volta gli era a dormire il camerin scuro per poter frittare. Cioè gli era un aiuto. Una volta gli era grandi quartieri. Era differente. Guarda che in antico anche i comandanti erano sacrificati, E il marittimo sta sempre sacrificato, ciò cosa vuole? Lui non godeva la famiglia, mi ricordo sempre che il comandante Nacinovic diceva cosa se vita sta qua? Navigare, caricare, scaricare, avaria. L'Almacor che fa sempre osservazione se si fa il nolo, come se noi altri si divertissimo a fare il nolo, poi ancora in tavola che bisogna essere schiavo del passeggero, che si obbliga di invitarlo in tavola, passeggere, champagna, e vini fini e tutto, che potrà una roba all'altra, bisogna star su di sera per fare i conti a bordo, che neanche la soddisfazione di andare in terra non si dà, che un'Alessandria, che dico che c'è un'Alessandria, cosa ho visto di Alessandria, e anche a Kobe, solo il museo di quel che viene a fare il manifesto, che invece sarebbe tanto bello vedere un poco di Giappone. Trieste non si parla, e Fiume poi, giusto come la moglie, andare a dormire là in quella caponera della moglie del defunto Kretic, diceva. E invece era un bel quartiere, grandioso, sì, così verognava della vita del marittimo, no? Che già sai sacrificio. Il defunto Kretic. Il defunto Kretic veniva in tomba oramai da anni enormi. E la moglie, avevo detto, affittava le camere di sti istriani, sti dalmati, sti peranesi che corrivava il marì, e il comandante Nacinovic riuniva a casa che si sacrificio la vita del marittimo, e insomma, no, che le contavo,
10 anni di matrimonio. I marittimi? Come i marittimi? Come volete tutti i marittimi dati 10 anni di matrimonio nello stesso giorno? Ma chi ha 10 anni, se chi ha 20, se chi ha appena sposate, e chi fortunate non sono ancora sposati. Vi dicevo che il comandante Racinovic e sua moglie, che nasceva Dundora, sorella del capo macchinista Dundora, cioè aveva 10 anni di matrimonio. Quando? Signora Nina, proprio 10 anni dopo il sposalizio, no? Se io aveva 10 anni il matrimonio che ne contavo. No, veramente non ne contavo. Non ne contavo, non dovevo contare cose che dicevano le giaculatorie, ma certo che ne contavo. Insomma, che aveva 10 anni il matrimonio. E capitava proprio l'occasione che lui veniva col Kerka a Fiume un mercoledì, un giovedì e un venerdì, perché sarebbe stati lesti pena sabo. E allora, come che era d'accordo, era andata a Fiume. E i fiori? E i fiori li teneva la cognata, no? E ne contavo. E la nasceva Dundora, sorella del capo macchinista Dundora, che per sé, che lui aveva fatto sbarcarlo, aspettare sotto bordo. Ciò, e la tira con revolver. Sì, per fortuna che gli era imbriaco. Ma chi è il capo macchinista Dundora? Cosa il capo macchinista Dundora imbriaco? Sto qua che gli era tira con revolver, se no gli era sincero, lo copava, eh? E gli era... No, cioè era sacrificio alla vita del marittimo, Insomma, vi dicevo, sta moglie va a Fiume, lui, Racinovic, comincia subito a questionare. Che si stufo di andare in quella caponera, della vedova del defunto Kretic, e che va bene, che forse una volta tanto si potessi dormire a bordo. Ma cosa la sbatta, che quando mai il Lloyd austriaco va permesso che le mogli dormi a bordo? Dove vai una donna può venire a bordo senza biglietto, ma che visto e considerato? E gli ha detto che la vita del marittimo non ha mai una soddisfazione e che se 10 anni di matrimonio che allora gli andrà nel Bonavia. Il locale? Come il locale? All'hotel Bonavia, che quella volta era il mio hotel di Fiume, adesso non più lo so. E appena che iva dentro, il salone gli era il placato che in abbazia quella sera gli era Zigeuner Musik. Cosa confusioni? Sciopero! Ma che sciopero? Che scioperi? Sotto l'Austria non era mai confusioni, mai un sciopero. L'Austria era un paese ordinato. Zigeuner Musik, vuol dire musica zigana. Gli era sti ungheresi che veniva da Budapest, perché Fiume quella volta, gli era di pertinenza alla corona ungherese, e in abbazia, cioè, gli era sempre sti zigani, sti violinisti, ste ballerine ungheresi al Kursaal. Quel Kursaal era il mio locale da zia per ste robe. Pensevese che il teneva aperto tutta la notte. Era ballo. Varietà, cioè tutto che era. Fiosche di Champagne che andava al Kursaal, più che sulla Marta Washington. E insomma, per farvela curta, no, ve la disi. Senti Nicolò si chiamava Racinovic, lei invece si chiamava Caterina, ma che che diceva in casa. Senti Nicolò, mi sai, bramassi dove vedo questa Zigeuner Musik? Perché mi ha raccontato la Carmen Nicolic, che sai merita, che sei proprio una rarità. E ancora che ti sei sacrificato ogni sera a bordo. Che se 10 anni, pensi che siamo sposati. Insomma, andremo al Kursaal una volta tanto, dai, non cascherà il mondo. E lui, che come, al Kursaal, che no per dire, ma c'è anche una spesa, e che sei una vazia, e c'è lontano, che bisogna c'è il vapore, che poi viene tardi, e che per tornare non c'è più vapore, che occorre c'è la carrozza, ma insomma, era tanto che l'ha detto, tanto l'ha fatto, cioè sarebbe 10 anni di matrimonio, che lui l'ha portata. A sto Zigeuner Musik? Sicuro! Va bene. E che l'ha detto, andiamo a musicarsi in banda. E vai sto Kursaal. Bello era sto Kursaal. Mica ho visto una mattina che inettava, sono passata ieri alla porta aperta, contra che te andavi dentro, prima che era il giardino, poi la scala col tappeto rosso, e il salvaroba 40 a destra, e dopo il salon coi tavolini, lampadari de Boemia de Pervaliga, e i camerieri tutti
tutte quelle code di lusso era, cioè. Gli era caro? Ma sicuro che gli era caro, eh? La vendava il piumero di Fiume, di Abastia, sti ungheresi che stava là. Insomma, pian pianino, con la calmetta, insomma, il va dentro, il va là del salvaroba, e ste tutele del salvaroba, come che lui gli dà gli spolverini della moglie, e gli dici: buonasera, comandante. ma come? Come? Che fa ella? Ti conosce qua? Amico, perché buonasera, sei legatito, buonasera, comandante, ma dai, sì, ma sono in montura, cioè, era anche la moglie, ha detto. E così, e va su per sta scala, dentro in salone, e corri subito incontro il direttore, tu sai che fa. Buonasera, comandante Nacinovic, che ci dice. Cioè, sta moglie stupida, può capire che dice: ma come? Sto qua proprio sa che ti sei comandante Nacinovic. Cioè, ti conosce proprio? Sì, che dici lui in piano, in zitto, no? Sì, mi conosce, ti dirò, cioè, sì, dopo ti dirò come che e là, pian pianini si senta su un tavolino e gli conta che questo è il direttore del Cursa, il primo direttore. E cioè viene ogni tanto a bordo e lui che cede, ti capisci che e quelle mese bottiglie, no? Quelle robe che avanza nel viaggio, e che tutti dopo siga una convenienza, che non si arrangia amore, e che insomma lo conosci de bordo, ecco. E lo conosceva de bordo? Sì, aspetta. Allora viene il cameriere dell'Orientale che gli manda: champagne come sempre, comandante Nacinovic. Senti Nicolò, Che fa la moglie? ma anche sto cameriere ti conosce? Ma come mi conosce? E che dici lui? Mi caccia male, comandante Nacinovic, perché come il direttore che gli aveva detto: guarda che questo è il comandante Nacinovic, e che tutto sia in massimo ordine. Insomma, gli bevi una roba, l'altra, viene il varieté, e Zosigainer Musik, sti ungheresi che andava a quei tavolini col violino, anche loro si andati, de loro là, insomma, bellissimo film che viene fuori, questa che cantava. Qual è questa? Questa ungherese che cantava, cioè, la vedeva in testa, come che da tutte le ungheresi, la scuffia che le teneva le grezze, cioè, e il corpetto tutto ricamato come usava le ungheresi, e tutta la cotola plisse curta, cioè perché le ungheresi, la stivaloni rossi col tacchetto, Ungherese la era? No, serbo ortodossa, se vi dico che la era ungherese. Insomma, la bava cantando, no? Finché la mole le gresse sopra i capelli, la seccava la scuffia, la gira, e con la mano tinindola per i nastri, e la disi la ci dice: questo è per il signor Tomas. E l'ha veduta sta scuffia il signor Tomas, ciò che era un signoron de Fiume sentato là, e Zostasi Gainer Musik. E dopo sta qua che cantava, sa fai cos che la fai, la seccava il corpetto, tutto raccamato, botton drio de botton, la lo gira pian pianino con la mano e la dice: questo noi daremo al signor Baron Babo. E via l'amo della butta, sto mato, sto Baron Babo, svegliato maniate, proprio ungherese d'Ungheria, che stava in abbazia in una villona, che oggi sei hotel, e pensai che quella volta solo lui abitava dentro. E Zosigainer Musik avanti, e allora sta qua che cantava piano piano, cioè la sermola, la cotola, plissé curta, che sotto la aveva il combinè col merleto d'Idria e la segina con la mano, e la disi: e questa, a chi daremo questa? E tutti quanti che era laici insieme al comandante Nacinovic. Ciò cos che non è nato. Cosa non è nato? Tutto
Esatto, cioè la moglie del comandante ha volato un stramuson del Rio, davanti di tutti la si cacciapano suso e via, e lei lui drio. Porca! La vezzicava, e lui, ma mi te posso spiegare tutto? E come che la si voltava, Zostra Music e quegli altri avanti con la Zigogner Music, finché forra del giardino in strada che la correva, la trova una carrozza e la monta suso, e lui giusto che si arrivava a montare anche lui sulla carrozza. Ma Critti, ma mi te posso spiegare tutto? Porco busiaro, vergognoso, vergognate, non state neanche a vedere vicino. Ma mi te posso spiegare tutto? E avanti gioco stramusoni, ed è dentro se si ninga avanti sta Zigogner Music, ma stramusoni sapessi Ranina, perciò deve stare in candeli, Cioè allora il Cuccia si volta, facendo moti con la scuria, e ci dice: ciao, comandante Nacinovic, che avevo portato in vita nostra puttane a bordo, ma cattive come questa, mai! Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste. Abbiamo sentito la maldobria del duo Colautti-Postojna e ora torniamo in diretta anche con le vostre chiamate e con i vostri interventi. E anche il tram de Occina, senato disgrazia, venendo zoppe scorcola una casa Garibaltà. e buona di Dio, era giorno del lavoro, e dentro no che era che il povero frenador, e come lavora, che viene, che va, e dici che il mondo se Garibaltà, e come lavora, che viene, che va, e dici che il mondo se Garibaltà. L'Italia gappa in bianco e la Francia ga bombin, Trieste ga putele, tutte cariche de morbin, Carbonga l'Inghilterra, la Russia ga cavial, e l'Austria ga capuzzi che non se può mangiare, e come lavora, che viene, che va, e dici che il mondo se Garibaltà, e come lavora, che viene, che va, e dici che il mondo se Garibaltà. E anche ste putelese tutte incaricate, le cavazzole cottole per metterse le braghe, le va in motoscooter tignindose il cappello, ne fuma come cogome leggendo il Grand Hotel, e come lavora, che viene, che va, e dici che il mondo se Garibaltà, e come lavora, che viene, che va, e dici che il mondo se Garibaltà. Ecco la pausa in consiglio. Pausa Colautti, consigliate in consiglio comunale. Sponsor Bertoli e Babuder. Sì, per evitare il testa contro testa, esatto, in mezzo all'aula, diciamo, esatto, così. Sì. Che so. Glava na glava. Glava la glava. Pronto? Buongiorno. Pronto? Giù il volume sul telefono. Forse. Sta arrivando, Pepe. Aspetta, con calma. Ecco. Sì. Buongiorno, sono Marina. Buongiorno. E volevo complimentarmi innanzitutto. Signora, giù, non se lo no so è in ritardo, stare. signora. Giù il volume, solo telefono. Dai. Zole braghe sulle mutande. Aspetta, Con il televisore. Sono cerca il telecomando. Ecco, su Zo. Andare insieme, Voilà. Signora? Vabbè. E non ha trovato il televisore. È buona, pazienza. Comunque la voleva complimentarsi. Sì, non so per cosa. Ma la semola così. Forse per i tuoi nuovi occiai, magari. Sono l'unico che si è accorto. Ma amico io occiai. Guarda che questa è una roba che... Quanti occiai Alessio Colautti? 161. Ecco. Ma te sai, e amico... mattina queste fate? Tiri a sorte?
No, scelgo a seconda Te si del colore abbini? del vestito. Ah, E anche perché vado in giro per il mondo, piuttosto che comprarmi un tacomaco, una calamita, una cartolina, mi compro un paio di occhiali. Se compri la montatura e dopo Sì, la montatura dopo me li faccio fare qua triste. Anche perché anche questi, che per esempio un poco scuri, o quei de Sol, tutti graduati, perché mi sono miope, astigmatico. Basta. Sì, mia nonna, che Dio che brazzi l'anima, mi aveva detto che una sua amica si andava a farsi le cataratte. Ah, che dico, beh, ma adesso la vedrà mio. No, povera, perché già prima lei era lesbica, quindi... Cosa che... sì, non la vedi da lontano. No, che dico, presbite. Beh, vabbè, insomma... Vabbè, insomma, adesso stiamo... non si sta a sottilizzare. Ma no, insomma, mai. no? Perché guardare il cappello. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Maurizio qua, salve. Volevo complimentarmi con voi, ma soprattutto con l'ospite per quello che fa, perché no, bisogna dire le cose in faccia, no? Bisogna essere scetti, se dite a Trieste. Ecco, perché conserva una parte di triestinità che sta andando via, va per le sue, diciamo così, e non è solo la parte di triestinità che va per le sue un po' tutto quello che abbiamo avuto, perché proprio in questo periodo di feste mi sono reso conto, ma cosa mi ha fatto studiare a scuola Carducci, Leopardi, quando tutto quel che sa fare oggi la gente è mandare un emoticus, vale a dire, te fracchi il bottone e viene fuori la faccina di un monaco che ridi. Ecco, allora mi sono da scuola una vita per studiare, per saper, per capire e alla fine fraccare un bottone con la faccia o di un muscoletto o di un monaco che ridi. Per cui continui così a salvare quel che è il dialetto, a salvare quella che è la storia di Trieste, che è sconosciuta. Purtroppo non riusciamo a farla capire. Amo Trieste perché sono triestino de nascita, de origine, anche i miei, e anche prima dei miei nonni, e soprattutto di formazione. Questa è una roba molto strana. Quando viene qualcuno da fuori Trieste, mi lo porto in giro e gli spiego quel che vedo, la città, non so, la pescheria si chiamava Santa Maria del Guatto. Sì. Ecco, costruita nel 1907, e spiego queste cose. E l'altro giorno, tempo fa, insomma, stavo spiegando questo e uno, vieni qua, che sei a guida. Era gente che veniva da fuori, no? Ho detto, guardi, non so una guida. Allora, e dopo gli ho chiesto, ho parlato quello che c'era da parlare, le varie cose, evitando critiche o altro, e gli ho detto, dopo dove andate? Adesso andiamo a vedere, è il teatro romano, no? Io ho detto, c'ho sti qua pensa dall'altro, verrà 4 gatti, tutto ma abbandonato, non tenuto come Colosseo, e dopo andremo in quel bel caffè a prendere un caffè, e così mi ha mostrato il caffè dei Specci. Mi mise cascà i brazzi, perché questi neanche sapeva che andando in via Battisti, ve l'avevo detto a me, c'è un caffè antico triestino, arredato come nel 1900, che una volta a Trieste che ne era tanti. Questi veniva qua per farsi un baretto come chi va in Veneto. Cioè, allora, mica capì che porta soldi, capì che bisogna rispettarli, capì tutto, ma non stiamo a lasciar perdere la nostra città. Per cui la continui così, signor Colautti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie per buona questa giornata. chiamata. E la vieni in teatro, l'aspettiamo. Mi viene da dire più dialetto e canzone, meno emoticon. Sì, ti sono un poeta, ti sono un giornalista rubato la poesia, ma se è vero? No, se è vero. Ma, cioè, se te che pensi, è abbastanza vero quel che ha detto il signore. Sì. Cava di complimenti per me, però se... Uno spaccato della realtà quotidiana tra messaggi e abbreviazioni. Te sa, adesso dico una roba un po', forse l'unica roba seria e vera, ma mi accorgo, adesso ieri è il primo dell'anno, no, con 40 persone, via, e molte di queste persone magari semplicemente vedersi e salutarsi con un abbraccio, no? C'è già là, c'è qualcosa di contatto, ecco, una roba un poco più, che va il più di un... Certo, no? Magari, certo. Come disi veci, val più un sentite che cento alzite. Ecco. Pronto, buongiorno! Pronto, buongiorno. Carissima, questa è una voce conosciuta. Buongiorno, Maria Giovanna, buongiorno. Ciao Maria Giovanna. Allora, volevo dirvi che, anche a proposito anche della telefonata del prima del signor, però quando che si parla Triesti,
Parliamo Triestin. E non stiamo a dire poi tanti, molti, che esisti sai, che esisti il dopo. Cioè mi sa che stiamo parlando un Triestin che si è resentato. Perché comunque mi trovo che anche nelle commedie in dialetto che esisti comunque termini resentai. Certo, allora anche perché sai in realtà saria massa. Ecco, tutto qua e vi faccio tanti... Ha ragione signora. Sa qual è il problema però? Che quando io e Alessio parliamo con persone, uomini o donne della nostra età, se parliamo come dice lei, non ci capiscono. Ci tirano una sauca. Ci tirano una sauca. No, è vero. È vero, No, sì. Noi capissi. Certo, è verissimo. Se capisci perché comunque non c'è da dire che improvvisamente un visi Ermelini invece che al Bicocche. No, lei ha ragione, però se mi dico Gotirai Life perciò che l'auto non va di zo per la riva, non c'è tanti che mi capisci. Questo è già arcaico, se vogliamo. Però, ma quel c'è. Non c'è frenaman. Slife. Nel triestino esiste frenaman. Signora, che leggerò dopo un piccolo testo cecheliniano proprio su questa storia, su sto argomento. Sul resentamento. Resentamento. Sì. L'aspettiamo in teatro, signora, arrivederci. Va bene. Grazie signora. No, la signora ha ragione, però... no, aspetta che parlo in triestino. La signora ha ragione, però il problema è trovare un compromesso? Perché... certo, dopo bisogna anche pensare una roba che l'aggiornamento, l'ammodernamento, che può essere anche un resentamento dei dialetti, è una roba fisiologica. Certo. Come la lingua italiana. Come la lingua italiana, perché se te leggi la Treccani, sì. Ogni anno c'è qualche neologismo dettato da... 1924... c'è che li inscrivi, non steve a vergognar. Se tanti che a Trieste gal difetto e chi se bon de farglielo cavar, de boicottar il nostro bel dialetto per darsi il lusso de toscaneggiar. Invece in sta maniera i forestieri che senti sti sgorbiezzi per toscan, ghedemo l'impressione che appena ieri avevamo imparato l'italiano. Non steve a vergognar che il triestin è l'italiano più puro e genuino. Col nostro bel dialetto sempre in vena, gavemmo rotto i bisi a quei de Vienna. Zigando in Triestin, andei malora, quasi Italia, gli altri via, fora. E sto dialetto noi dovemo amar, parlelo pur, non steve a vergognar. Le donne può sentirle che desio, a mastigare in lingua che fa rider. Cosa ci dice? Che sono bella io? Ma caro lei, ci vada a farci frigger. Sti sbrodighezzi mi fa mal di pancia, io preferisco un fià di Kaiserfleisch. Ai che mal mi schioppa una bugamcia, signor cocchiere prego, chiuda il slife. Non steve a vergognar che il Triestin è l'italiano più puro e genuino. Perfin San Giusto, ai tempi dei pagani, per dirghe più de gusto fioi de cani, col nostro bel dialetto e zen davanti, mandandoli a remengo tutti quanti. E sto dialetto noi dovemo amar, parlelo pur, non steve a vergognar. E questa mi sembra la risposta più... Questa è una bellissima canzone di Cechelin, che tra l'altro molto spesso canta anche l'amica Michela Vitali, una bellissima canzone che poi ha ripreso Iole Silvani. Forse che abbiamo ancora una telefonata, che abbiamo anche la pubblicità, pronto? Volevo farvi una domanda a proposito di queste canzoni triestine. Buongiorno. Buongiorno, auguri e saluti a tutti quanti. Sempre viva la Medisi. Volevo domandarvi, ma queste canzoni triestine, che c'è qualche trattoria, qualche ristorante che c'è anche la musica delle canzoni triestine? No, ha perfettamente ragione. Che dico la parola magica, signora, se chiama SIAE, quindi non è difficilissimo cantare in qualche locale. Quindi la vado in pullman con Colautti, la vieni via sicuro. come in gita, signora, perché mi vado per le scondariole a cantare sonar. Attenzione, te sa quella poi dopo. Per andare con Colautti dove devo andare? Non potete fare propaganda, ma... Sì. Lei la ga Facebook, signora? Sì.
Mi raggiungi Alessio Colautti su Facebook e mica darò tutte le dritte, perché qua non posso, se no sei pubblicità occulta. Benissimo, grazie. Bene, Con e dopo... nipote mi do Facebook, ma ho quasi 80 anni. Sì? Devo... mi segno Colautti conosco del nome. Ecco. Sì, anche la Zerchi Zerchi la lo troverà. Quindi lei ha quasi 80 anni, signora? 79. Ma dai, che ne davo 78 della cosa, pensa che Grazie. No, scherzo, signora, auguri, Grazie. auguri. Allora andiamo in pubblicità e poi torniamo ancora qui con Alessio Colautti a tra pochissimo. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste con Alessio Colautti, le vostre chiamate, la grande fisarmonica che Alessio da questa mattina ci allieta con le sue note portandoci sulle arie triestine. Non sapevo cosa dirla, mi è venuta così, non so se si è reso conto già a metà. Pronto? Buongiorno Stabile, buongiorno Colautti. Tanti auguri di buon proseguimento a tutti auguri e due a te, e anche a tutto lo staff di Tele4. Allora, Colautti, adesso mi parlo in triestino, perché purtroppo eccolo. Allora, è difficile parlare in triestino, nessuno capisci. Una volta la signora ha detto che trattorie che si poteva trovare o ristoranti per cantare canzoni triestine. Andavamo alla Drer, era Uccio d'Agostini, se cantava là. No? Oppure nelle varie osmize si suonava con la fisarmonica e si faceva i cantici, diciamo, no? Però adesso non c'è niente di tutto questo. Allora, parlare in triestino, diceva quella signora, va bene. Allora, chissà se la sa cosa vuol dire cluca, carega, i crepi, che sai i piatti sporchi, e l'apis. Questo è il vero triestino, no? Sì. Diciamo. Allora, adesso neanche mia figlia non sapeva cosa è la nappa tempo fa, no? Che ho detto sotto la nappa, la si è cascata dalle nuvole e mica ho sempre parlato in triestino, no? Allora, veramente, come chi ha fatto? Mi sono sai, diciamo, sì, ma come che ha fatto? La lingua slovena, la friulana, non c'entra la slovena che è una lingua nazionale, la friulana, perché non si è fatto anche il dialetto triestino? Questo l'ho detto già quella volta. Sa cosa mi ha risposto? Che il triestino lo parla tutti e il friulano no. Una mia amica di Valbruna ha detto che come si dice, il Marilenghe, no? Sì. Che sarebbe il Friulano. Le ha detto, ma che Marilenghe? In Valbruna se parla uno, nella bassa friulana se parla un altro. Marilenghe è la lingua che ti insegna la mamma. siccome te la parla... Allora non è proprio anche quello, è un dialetto, non è una Nivea, lingua. Vorresti che la mi dicessi, sì. Stabile. Allora, siccome te parla di osterie, dei posti dove che magari se puoi fare una cantata, te vuole un esempio? Te lo dago subito. Se va a Servola dell'amico Gigi, non per fare pubblicità, ma per vedere la tipicità, là ogni tanto si canta. Una volta si cantava in Osteria de Valle, ma non la sa più. Guido, riguardiamo il Capodanno a mezzogiorno, perché de sera qualche dun... Se bravi tutti, fa mezzanotte. Guarda che a una certa età, ma a mezzogiorno già si cantava. Manca una mezza giornata alla fine del 2025, ma c'è già chi festeggia qui a Servola da Gigi. Come mai da 4 anni fate questa iniziativa della celebrazione del nuovo anno a mezzogiorno? Ma guardi, innanzitutto certe persone a una certa età non hanno desiderio di andare a mezzanotte festeggiare, eccetera, eccetera, anche con i bambini, eccetera, eccetera. Noi ci è venuta un'idea di fare questa, diciamo, festa alle ore 12. Allora così con i nostri clienti abbiamo deciso di farlo sempre alle ore 12.
Una idea che si è nata così come che si è fatta tante volte anche in Croazia, piccole cittadine tipo Fusine che sa Vrbovsko, Gorski Kotar sopra di fiume, e abbiamo pensato anche noi di fare così e è venuto bello così, abbiamo anche clienti così con qualche anno. Da dove viene? Siamo da Villacco, Carinzia, Austria. È la prima volta o viene ogni anno? No, ci siamo a Trieste per tante volte all'anno. No, sempre. Qui a Gigi è per noi terza volta, credo. È un'occasione per ritrovarci per l'ultimo giorno dell'anno tra amici, tra compagnia che di solito facciamo anche qualche gita. Facciamo un brindisi e approfittiamo ora di pranzo di mangiare qualcosa del grande chef Franco. Facciamo anche stasera, ma qua ci troviamo bene perché veniamo anche spesso perché è chef molto bravo. Il menù di questo appuntamento, c'è un menù particolare quest'anno? Abbiamo un menù dello stinco, abbiamo i crauti e poi abbiamo il pesce, che noi, la nostra cucina della trattoria da Gigi è la base proprio del pesce. Ecco allora un esempio di triestinità. Mi piace la spontaneità perché la Mataga ha detto sì, noi veniamo per pranzo, stasera repete così, Ecco. pranzo mezzogiorno, dopo si butta a Paion, Esatto, dormi ed è e sera dopo repete. torna, anche perché poi se, che tutti chiama Gigi, ma in realtà è Franco, che è il Cogo e il Paron, che è nostrano, anzi muy esan se non sbaglio, e l'altro è un poco in galina in sugo sì, del si era Cestescia, sentito così di proprio. Croazia. Saluto anche al mitico diciamo così, cameriere e anima di Gigi Acerbo, che è un po' un'istituzione. Posso salutare un attimo prima che mi dimentico Go delle persone, degli Sì. amici cari che sta tentando di sciare in zona Tirol, quelle zone, ma se è solo una lingua di neve Non e c'è so poca che neve. starà remenandosi ancora a pelletto perché noi si calza Chiaro. presto, poi ha piscina là intorno, quindi, ma so chi guarda, Beati quindi lori. li saluto. Beati lori. E lo sentì una Rosamunda che sta secondo me un assist importante. Te vuoi che salutiamo un momento No? dopo andemo? Sì, una roba però... Sì. Pronto? 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 Posso intervenire? Velocemente sì. Sì. Una richiesta per Alessio. Sì. Con le UTI. Prego. Sì, non mi rispondi. Prego. Siamo qua. Vorrei dedicargli una canzone fra virgolette, al sindaco che l'ha abolita. Lino San Giusto. Lino San Giusto, vabbè, adesso recuperiamo e poi vediamo se è fattibile. Grazie al nostro amico, grazie. Buona giornata. Grazie. Vediamo da Rosamunda? Sì, piccola Dimmi. minuscola premessa. Amico, Premetti. comincia a avvicinarmi alla fisarmonica perché il mio nonno paterno, nonno Giorgio, chiamato nonno Che mica astico. nonno Giorgio? Nonno astico. Ah. Sa perché? No. Perché aveva i soldi taccati con l'astico, non li spendeva mai e quindi nonno astico. E lui suonava la fisarmonica, Sì. ma solo dopo che aver raggiunto determinati limiti percentili alcolemici. Chiaro. Una certa carburazione. Suonava la fisarmonica finché non gli aveva aperto per un carnevale, gli aveva aperto il folo e gli ha buttato dentro vin. Urca. E lui suonava sempre Rosamunda. Mio nonno nel 2013, povero, si è passato a miglior vita, alla mattina, al pomeriggio ero in scena, ho deciso di fare comunque spettacolo, ho fatto tutto il spettacolo e dopo roba migliore, alla fine dello spettacolo ho sciolto la fisarmonica e ho suonato la canzone che era la sua canzone per ricordarlo e così come maniera di ricordare tutti i nonni e salutarli Certo. tutti. Davide Rosamunda!
piaci, oh Rosamonda. C'è tanta felicità, più ti guardo e più mi piaci, Rosamonda. Ah no, questa è proprio una canzone boema, roba... Grandissimo, grandissimo canzone Alessio. Boema. E qui, insomma, te da dentro, tanta roba. No, questo è divertente. Canzone che si conosce in tutto il centro Europa, che ha venduto milioni di dischi, appunto arriva dalla zona boema, quindi insomma dalla ex Cecoslovacchia, dopo in giro. Dopo volessi dirti due robe su quel che... Sì. Ti ha detto prima una frase bellissima, val più un sentite che 100 alzite. È stata una delle frasi chiave dello spettacolo che abbiamo fatto il 26 di dicembre al Miela con i miei soprannominati Pegasini, ovvero gli allievi attori del laboratorio di espressione teatrale dell'associazione Parkinsoniani Pegaso di Trieste, che ho il grande onore di tenere questo laboratorio. Noi abbiamo due spettacoli, uno il 26 di dicembre e oggi pomeriggio, oggi dopo pranzo anzi, se vediamo proprio per cominciare già a imbastir quel che sarà il spettacolo di giugno, che sarà una roba molto strutturata. Con noi abbiamo fatto questo tavolo particolare dove si è sentato personaggi tra i più disparati, questa volta si sono stati anche autori perché ha scritto anche ognuno la sua parte. Abbiamo avuto il commissario Montalbano, Simone Cristicchi, l'imperatrice Sissi, la Befana, i conti de Orestis e Bruna de Rupa. Rupa è un posto vicino Buie. Bruna de Rupa è la mamma della nostra Doriana, una delle nostre attrici, che ha scritto Ela questo testo ricordando i nadai di sua mamma, e sua mamma, uno dei suoi motti era val più un sentite che 100 alzite. Spettacolo... non so se è bello o brutto, questo lo dicono gli spettatori, ma per me, che l'ho un poco costruito, di grande soddisfazione. Con gli attori era anche i coristi, mitici coristi del Parche i Soni invece i Canta, che è il coro in seno all'Associazione Parkinsoniani Trieste, nato dal laboratorio di musicoterapia, condotto, e il coro diretto anche dal maestro Antonella Grusovin, e avevamo al pianoforte Marco Balaben. Un bellissimo pomeriggio pieno di belle vibrazioni. Ecco, adesso si comincia già a lavorare a giugno. Bene. Arrivano gli auguri anche del nostro vignettista Marco Inglaro. Volevo dire. Happy New Year! Scritta così, con questo povero pinguin, che non so se è un pinguin misto coccal, no, è un pinguin che insomma se la sta vedendo brutta con una verdesca che gli sta facendo il giro attorno alla barchetta. E cos'è, con una batana, povero? Sì, diciamo che sei un pinguino in difficoltà, mi pare di capire. Sì, sì, rappresenta un po' le sorti del nostro acquario di Trieste. Sì, un po' povero acquario. Sì. Povero acquario, va bene. Pronto? Pronto? Carissimo, buongiorno. Buongiorno a tutti e buon anno a tutti e due, a tutti quanti. Parimenti. Prego, fermo il minuto del silenzio. Allora, buongiorno, mi ho sentito poco fa di guardare sulla pagina di Facebook Alessio Colautti e tutto, ho guardato tutto quanto, ma non arrivo a mandare un messaggio. Adesso verrà sbloccata in diretta.
Ah, ok, allora volevo chiedere, Alessio, una bella cantata in locale a San Nazario con tutti i nostri vecetti del borgo, che può essere Pinchi, Pino D'Agri e tutti gli altri vecetti che sempre me canta e me tira fuori, metti per YouTube canzoni, che femo una bella cantata. Ma signora, volentieri, vedendo il remitour che ho sull'agenda, ma potremmo combinare volentieri. Cantada a Borgo San Nazario. Potessimo proprio combinarmi, diria. L'osteria, la prima della Napoleonica, ex Giovanni e Maria, lo conosci tutti quanti perché ormai ex Giovanni e Maria. Ma signora, con grande quella piacere. è una di quelle osterie in cui una volta sono stato col mitico maestro Tarabocchia che insegnava fisarmonica russo d'origine. Certo. E lui con i suoi allievi, tra cui malauguratamente anche me in un periodo, ma purtroppo non avevo il talento da Alessio, si andava a suonare. Ah, ho capito. In osteria. E beh, signora, combiniamo, lei la mi scrivi e vedo se arrivo a incastrare, parlo anche con la segretaria, vediamo di combinare, insomma, in qualche maniera, va bene? Molto bene. Adesso se arrivo a scrivere tramite, se trovo l'icona del messaggio, perché non arrivo a trovarlo, io tocciamo Ma sì, penso che dovessi, la guardi, stavo guardando adesso in diretta, penso che la dovessi arrivare adesso. Mi adesso ho concesso delle amicizie, non so se la lei anche dentro, ma penso di sì. Prima o dopo. Comunque, come si diceva in Amici miei, la si sblocca. Sì, la si sblocca. Sì, signora, ma combiniamo. Se no, signora, lei o domani, ma soprattutto lunedì, la vieni in teatro al Miela, se conoscemo le persone, così la fa anche del ben pagando il biglietto. Se conoscemo già. Com'è? Se conoscemo già, perché anni fa ero che lavoravo in bar al teatro Silvio Pellico, dove come no, dove che mi devo cominciare? Se conosciamo già, signora, non è che gli devo soldi, no? Perché mi ho sempre quella paura. No, assolutamente. Va bene, tutto franco. Grazie la signora, grazie. Arrivederci. Evviva! Allora, altra vignetta di Marco Englaro sulla fine dell'anno, sul Capodanno, che dice: Migo passà Capodanno a casa e ti mi anche. Del resto, la isè, insomma, la isè. Vabbè, in tutto questo, per anche dargli un attimo di fia Alessio, sentimo la Paloma? La Paloma con accompagnamento dei maestri ungheresi. Dobbiamo fare pubblicità? Bravo, ma sì, facciamo pubblicità alla Paloma. Pubblicità e dopo svolemo. Si tua ventana una paloma, trattala con cariño che mi persona, cuéntale tu amores pierde mi vida, corro a mare flores que es cosa mía, ay chiquita que sí, ay que dame tu amor, ay que vengo contigo chiquita, a donde vivo yo, ay chiquita que sí, ay que dame tu amor, ay que vengo contigo chiquita, a donde vivo yo. La Paloma di Alessio Colautti con ormai ungheresi che sono ormai mezzi triestini. Sì, Lori, sì. Si è adatta benissimo. Mamma mia, il passaporto. I sei iscritti al TLT, cosa vuol fare? A proposito di ricette di cui parliamo spesso con Alessio, Dag de Calandracca, eccola qua, la Calandracca de Patrizia, che si è già messo a cucinare questa mattina e quindi tra carne e patate si è già a buon punto. Cosa c'è di differenza tra Calandracca e Goulash? Perché Calandracca si fa con la carne lessa. Ah, ok. Perché era un piatto che portava i marinai in mare e con la carne lessa si conservava di più, no? Col lesso.
e poi calandraca, mamma mia. Calandraca è più componente anche delle patate rispetto al goulash, che era più roba riempitiva, insomma. Il piatto unico e viandare. Sì, no? Mamma mia che buon calandraca, quanto tempo era. E mica mi faccio velutate dei broccoli, ma pensate che non ho capito niente. A proposito, lanciamo un appello lanciamo un appello, siccome tante volte delle signore viene a trovarmi in teatro, e tante non stiamo a portare, bei fiori, calandracche. Qualche Tupperware, qualcosa che è sempre gradito. Dopo mi ve lo rendo il Tupperware, quindi non c'è problema. Insomma. Posso sentire che sei smaltissi che l'umido. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buon proseguimento a tutti voi. Parimenti. Il signor Colautti mi aveva promesso di suonare la canzone Madonna delle Rose. Quando che sarà il maestro Alberti Comila, che abbiamo già che salutiamo. La Zezà Comina in repertorio. Ah sì? Parola che sarà rispettata. Salutiamo il maestro Alberti che insomma ne ha accompagnato diversi sabati e che il maestro Alberti è in montagna dalla sua bimba che lavora in montagna, quindi oggi non può. Sarà fatto sicuramente, la ne segue avanti. Mi ha suonando Rosamunda, che l'ascoltavo da Muletto fuori al caffè di Spezia che la cantava gli americani. O Valeria Pergesteo che era la RAF inglesi, piloti. Sì. E anche lei la cantava. Rosamunda. Nel 49, 47. Però Rosamunda, tu sei la mia vivice per me. Però con i suoi baci. Ma non la stavi dar troppi anni, se no la svela la sua età. Chiaro. Grazie. Potessimo farlo in americano. Certo, why not? Why not? Why not? Molto bene. Allora Alessio, siamo nella fase conclusiva, ribadiamo anche gli appuntamenti domani e lunedì. Domani pomeriggio per farsi gli auguri in musica. Saremo fuori abbonamento, ossia fuori pignata della stagione dell'armonia. Sì. Quindi domani, domenica 4 gennaio, ore 16:30, Teatrino Franca Basaglia, dentro l'ex manicomio. Biglietti tra l'altro ridotti per abbonati Armonia e abbonati Notte in Caffè a soli 10 euro, se no mi pare che sia 13, quindi insomma una spesa comunque sostenibile. Bus ad hoc, la numero 12 che porta su all'inizio e alla fine dello spettacolo da Piazzale Gioberti. Biglietti oggi, sabato, al Ticket Point in Galleria Rossoni, se no domani direttamente alla cassa da un'ora prima dello spettacolo. E dopo tutti a chiamata, tutti radunati a chiamata, lunedì 5 gennaio, ore 18:30, il fiore degli artisti triestini uniti per la causa alluvione in Bisiacheria e Cormonese, Bisiacheria con una C e Cormonese, con il Gran Varietà Demo che una man, Teatro Miela, ore 18:30, biglietti o su Viva Ticket o dalle ore 17:30 alla cassa del Teatro Miela. E vado avanti a perorare la causa che anche chi non potessi venire compri un biglietto su Viva Ticket per sostenere la causa. Tutti i fondi andranno alla protezione civile regionale per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione. Bene, ancora una telefonata flash, buongiorno. Buongiorno a voi e buon anno a tutti e due. Buongiorno Claudia. Ciao caro. Buongiorno. Come va? Bene, tanti auguri, anche se noi se li abbiamo già fatti di persona. Ma logico, se non altro per basarsi, scusa. Eccola, e fra 9 mesi nascerà un piccio e lo chiameremo Silvestro. E diciamo a Marco però che vieni al battesimo. Sì, Marco farà la colletta per il braccialetto d'oro, mi pare ovvio. Perfetto. E quando te lo strassini con noi in gita? Ma lavorerò sui fianchi, prima o dopo vieni. Sarà fatto. Grazie signora. Dica che non è solo che io ho tantenni che va in gita. No, se anche 75 appunto, qualche volta carne fresca non fa male. Certo. Mia nonna diceva che con manca radicchio si mangia anche il gambo, quindi non è... Certo, siamo de buona bocca. Allora, a proposito di mangiare, perché Patrizia... Claudio, un abbraccio, buona giornata. Patrizia ne ha mandato la calandracca, ma poi c'è Sonia che invece è in fase ancora preparatoria dei fusi. Eccoli qua i fusi, no? Che buoni. Viene fatti su, non so come si chiama, il fuso di legno, no? Il fuso di legno. Sì, o di legno o anche quel de ferro, se dopo, quel proprio sottile. Beh, un pochettino più grosso in modo che veni
e il busetto che permetti poi di far passare Per il me sugo. questo No? è il manico del cucciar di legno. Il manico del cucciar, banalmente, e via penso andare. che sì, E così dopo passa bene il sugo e si impregna. Mamma mia, che buona. In galina fatta Con il sugo di se stessa. Mamma mia, che buono. Ma i fusi sono buoni anche col tartufo, con butire e tartufo. Come no? Come no, non si malaccio, Insomma, c'è tanti modi per poter fare, per onzare i fusi. Onzemoli. Ascolta, andiamo avanti noi, cantemo. Ma e sì, ascolta, prima che mi dimentico anche, metto già il cappello. Il giorno 11, domenica 11, torna Notte in Caffè. Notte in Caffè. Con Trieste Varieté. Quindi un varietà proprio anni 30, molto cecchelliniano. Scenette cecchelliniane, canzoni del tempo e non solo. E magari veniremo a parlarne qua il 10, non so, sabato 10. Molto bene, prenotite e sarai esaudito. Per la contentezza di chi ascolta, pensa che... Molto bene, molto bene. Sentiamo l'ultimo e dopo si Sentiamo l'ultimo. Pronto? Ah sì, buongiorno, chiedo scusa. No, prego, la guardi. Vadi tu. Volevo solo dire, farò veloce, che mi sono una di quelle persone che si è andata, scusami la voce, si è andata a cantare i Tre Re. Brava! Anni fa, in sostituzione di mio fratello che stava male. E allora L'ha fatto una sostituzione maggio, diciamo. Il mega vestito con i lenzuoli bianchi, il mega pitturato il viso col tappo di sughero bruciato in fuoco perciò che diventi nero e siamo andati. E quel che mi ricordo bene che siamo capitati alla Drer, alla taverna della Drer, e che era il complesso de Uccio ed avevamo cantato là. È un bellissimo ricordo. E quel che mi ricordo anche è che le persone bussando casa per casa cioè se inginocciavimo, cantavimo e 1 lira, 2 lire, 5 lire, questo era il bello. Certo. E avevo diviso sti ricordi, anche sti soldini così, con tanta soddisfazione. Meraviglioso. Vi auguro un buon proseguimento e un buon anno a tutti. Parimenti signora, tanti auguri anche a lei. Grazie. L'aspettiamo in teatro. Grazie signora, grazie. No, meraviglioso. Tra l'altro mi viene in mente, purtroppo non l'ho mai provato, ma sento spesso parlare del piatto Drer, che era il grande classico, il gnocco de pan, i capuzzi, insomma era... E poi con Uccio Augustini al contrabbasso, grande classico, insomma, no? Con anche il giardino della Drer, d'estate, loghi meravigliosi. E là vicino, a proposito dei posti, verso l'inizio di Parigi Piccola, era l'osteria, l'antica Capuzzera, storica osteria anche quella, dove si cantava, si ballava. Insomma, ecco, se salutiamo in musica? Siamo qua per questo. Daghe. Solito se si saluta così. Una fresca brisella incomincia a soffiare, se ponente sulla vela che c'è un gusto a bordinare. Te saluto donna mia, vado in barca a paiolar, se stanotte stago via non te devi a disperar. Trieste dormi e mar se muove appena, le stelle brilla e le me fa sognare, e se stanotte ciappa una sirena, mi te la voglio domani a regalar. Go con mi tre
Trieste, i tuoi ocetti e la barca per pescare, ma domani fa giorno te ne sentirà cantare e te porto quando torno tutti i pesci che sei in mare. Trieste dormi e il mar se muove appena, le stelle brilla e me fa sognare e se stanotte ciappo una sirena, mi te la voglio domani a regalare e se stanotte ciappo una sirena, mi te la voglio domani a regalare. Grazie Alessio. Grazie per essere stato con noi, un ringraziamento ai tanti che ci hanno seguito in questa bella mattinata assieme, questa pausa con la Uti, come ormai la chiamiamo e la istituiremo nei momenti, diciamo così, più gravosi della settimana. Intanto al sabato speriamo di ritrovarci spesso qui a cantare, a divertirci e a, diciamo così, far esprimere quel sentimento di triestinità che quando siamo assieme noi e voi penso si senta e arrivi dritto al cuore. Grazie Alessio. Grazie a voi, tutti a teatro domani e soprattutto lunedì al Miele a 18:30 per Demo che una man. Demo che una man. Ciao.